improvviso per Giancarlo Iannicelli, generale dell'aeronautica in pensione, ex presidente del Consiglio Comunale di Treviso, ma soprattutto volto storico della meteorologia di Antena 3. Oggi, poco dopo mezzogiorno, si trovava nella sede municipale di Casugana, quando improvvisamente si è accasciato a terra, battendo il capo prima su una cassapanca e poi sul pavimento. Immediatamente a soccorso del presidente Dotto e degli uscieri ed altro personale del comune, è stato subito portato con un'ambulanza al pronto soccorso del Cafoncello, dove è stato sottoposto alle cure del caso, oltre ad una serie di esami per stabilire le cause del malore e le possibili conseguenze del colpo alla testa. Nell'urto con lo spigolo del mobile non avrebbe riportato gravi ripercussioni neuronali, mentre l'impatto con il pavimento gli avrebbe prodotto la frattura del setto nasale. Dopo gli ultimi accertamenti, il ritorno a casa con diversi giorni di convalescenza e la solidarietà di tutta la cittadinanza trevigiana, con in testa il sindaco Mario Conte, che gli ha espresso personalmente gli auguri di pronta guarigione. Ecco, io volevo questa mattina aprire e ho aperto con questo servizio per fare gli auguri al generale Giancarlo Iannicelli, perché è una persona molto sensibile e umana, molto vicina alla mia associazione, forse uno dei pochi politici che quando chiedo qualcosa che riguarda sempre l'Emporio Solidale o l'associazione è sempre disponibilissimo. Perciò capite che quando io trovo queste persone, siccome ne trovo sempre pochissime, è giusto veramente ringraziarli per il supporto che mi danno e soprattutto augurargli una pronta guarigione, perché abbiamo bisogno di persone come generale Giancarlo Iannicelli e la sua sensibilità e umanità. Perciò forza generale, che è avanti tutta. Detto questo, poi leggerò delle poesie dedicate ai nonni. Questa settimana abbiamo visto, è stata dedicata questa giornata ai nonni, però quella giornata noi dovremmo ricordarli sempre, tutti i giorni, perché ripeto, se siamo diventati così bravi è merito loro. Perciò dedicherò queste poesie alla fine, dopo aver letto la Costituzione, che è sempre vicina alla Mirella, dedicherò queste poesie a questi meravigliosi diversamente giovani. Mi dispiace per Marco Toresan, dico anche a chi aveva piacere di partecipare a questa camminata delle associazioni, incontrano le associazioni, che è stata rimandata, è stata sospesa a causa maltempo. Perciò chi non lo sa e magari aveva piacere di fare questa passeggiata, di unirsi alle associazioni, ecco, si farà più avanti, perché purtroppo con questo tempo è stato impossibile praticare il percorso. Detto questo, presento subito i graditi ospiti. Abbiamo in presenza Andrea Dan, Presidente Associazione Emanuela Sicurezza Stradale. Grazie Presidente di essere con noi. Saluto anche da Dolo collegato Gianluigi Naletto, Sindaco di Dolo Venezia, primo mandato civica. Grazie Sindaco anche a lei di essere qui. Allora vorrei partire proprio con lei, Sindaco Naletto. Cosa sta succedendo? Un territorio fragilissimo. Io ho avuto il coordinatore della protezione civile che ha detto: guarda Mireia, il fuoco si spegne ma l'acqua non si ferma. Forse dovremmo avere più attenzione al territorio, questo territorio fragile, fatto di tanti canali, ecco, di tante realtà. Cosa ci dice? I sindaci sono in prima linea. Prego Naletto. Beh, indubbiamente, hai detto bene Mirella, noi sindaci siamo in prima linea perché garantiamo quella che è la sicurezza e l'incolumità pubblica. Ecco, e vi parlo da chi, come Dolo nel 2015 è stato investito come una parte importante della Riviera del Brenta dal tornado. Adesso ancora una volta la fragilità con l'acqua emerge in tutta la sua potenza, purtroppo. Un territorio che dobbiamo riconsiderare, ecco, come appartenente a noi, ecco, quasi un tutt'uno con il cittadino e col diritto e dovere di cittadinanza stessa. Tu prima citavi la Costituzione, ebbene è stato inserito da poco anche all'interno della Costituzione stessa il valore dell'ambiente, il valore del creato, ecco, chiamiamolo con anche un termine, se vuoi, più poetico, ma che dice qual è l'appartenenza stretta. E allora che fare? Bisogna curarlo come una parte del nostro corpo, quindi con la massima attenzione possibile, con una regolamentazione per quanto ci riguarda come amministratori attenta appunto all'aspetto idraulico, ma anche al consumo di suolo, attenta ad un giusto rapporto tra edificazione e verde.
attenta anche a concepire che non è importante solo ciò che si vede nel governo del territorio, ma anche quello che non si vede, e mi riferisco per esempio a tutta la rete fognaria di scolo, alla pulizia dei canali, a tutto ciò che è sottosuolo, ma che, pensiamo all'inquinamento, esempio delle falde, ma che è responsabilità nostra, ecco, di prevenirlo e di gestirlo al meglio. Però, Sindaco Naletto, quello che si sente anche dalle interviste, ma non solo, è che quando noi facciamo le interviste dove esondano questi fiumi, questi canali, troviamo solo i sindaci e la protezione civile. Pochissimi addetti ai lavori, sto parlando dei consorzi. Noi vorremmo anche capire chi fa cosa, che giustamente i cittadini anche ieri intervistati hanno detto ma noi paghiamo, noi vogliamo sapere come si muovono nel territorio, cosa fanno, perché sono soldi pubblici, questa gente è pagata per fare questo. Non è che forse, come dico tutte le mattine, abbiamo troppi enti, troppi consorzi e poi troppi parchi e alla fine il cane di 7 padroni muore di fame, che siamo noi. Prego. Mirella, tu senti sempre l'obiettivo e il tuo buonsenso, che è quello dei veneti in maniera particolare, ma di tutti i cittadini della nostra nazione, è quella, chi più chi meno, è quello di dire o gli enti, e sono tanti, si mettono a parlarsi e a fare e a relazionarsi, diremo, costantemente, oppure qui bisogna veramente fare una riforma che esprima, insomma, il fatto che si capisca chi deve fare e quali sono le responsabilità, perché hai detto bene, fra poco andranno a scadenza i consorzi di bonifica, no? Nel Veneto, e questi chi sono? Sono espressione delle associazioni di categoria del settore primario, no? Facciamo i nomi: Coldiretti, CIA, Confagricoltura. Allora sono uomini che provengono dalla terra e devono rappresentarla nel migliore dei modi, per cui dico questi, ma vogliamo parlare del genio civile, quindi tutti gli argini, per esempio, quei corsi d'acqua, fiumi importanti, sono regionali, e quindi qui la regione, basta una legge, oppure, come posso dire, e bastano gli investimenti oggi riservati alla tutela e protezione del nostro territorio? È una domanda che pongo a tutti i cittadini. Anche qui si voterà anche per le regionali prossime, no? Bene, chiediamo conto allora di che cosa si è fatto, ecco, e i chilometri, per esempio, delle nostre rive, e penso ai nostri grandi fiumi, come sono stati gestiti. Quindi le responsabilità ci sono, ed è, a mio avviso, pur in tanti enti che ci mettono il becco, ci mettono il naso, purtroppo non ci mettono le mani a sufficienza. Ecco, quindi poi sopra oggi abbiamo addirittura un piano che si chiama PGRA, cioè un piano generale che riguarda addirittura, oltre il Veneto, anche altre province, altre regioni contermini, che segna e detta la regolamentazione idraulica. Pensate, un ulteriore piano regolatore, diremo, no? In maniera semplice, di tutta la zona umida del settentrione. E chi sono questi? A Venezia ci sono, hanno una sede e controllano tutto l'operato dei singoli comuni. Perché siamo sempre noi però in trincea con gli stivali, no? e a fianco la protezione civile, l'Arma dei Carabinieri, eccetera, tutti coloro, e i tanti volontari, no? Gli angeli del fango, che si sporcano le mani. Bene, è ora che a sporcarsele siano anche gli altri, chiamati però in causa anche a rispondere quando serve. Però, Sindaco Naletto, noi dobbiamo guardare la realtà. Molti consorzi sono stati formati da persone che provenivano dalle segreterie politiche, dalla politica, che nel momento che hanno lasciato dei posti anche regionali come consiglieri sono stati messi in questi consorzi. Non le sembra, con tutto il rispetto che io ho per queste persone
visto la fragilità del territorio, che noi abbiamo bisogno di far sedere nelle poltrone quelle veramente di emergenza, persone veramente competenti, perché li abbiamo, non è che non li abbiamo. Ieri ho ricevuto una telefonata proprio da un signore, da Adriano, dico anche il nome, che lui si occupava di centrali elettriche, ma lui oltre a fare questo ha una passione del suo lavoro, specialmente dell'acqua. E quando si parlava ieri del fiume Sile, e lui ha dato veramente anche dei là anche alla sindaca di Casale, che era anche ospite, dicendo guardate che si può anche intervenire, si può fare così, così, così. Poi è giusto o sbagliato non lo so, ma sta parlando una persona competente che dava dei dati veramente e diceva secondo lui cosa bisogna fare anche per livellare certi numeri. Eppure queste persone non vengono ascoltate. Non si ascolta chi sa, si ascolta chi non sa, i tuttologi nella politica. Ma come? Ma cosa hai studiato? Ma cosa sai tu di quella cosa? Ma come fai a parlare di una cosa che non conosci? Eppure pur di avere visibilità tutti sanno tutto, e sto parlando della politica perché sono tutti in campagna elettorale, perciò qualsiasi evento positivo o negativo, pur che di avere la visibilità, lo cavalcano. Sto sbagliando o sto vedendo giusto, Sindaco Naletto? Credo che la risposta sia già nelle tue parole e in particolar modo, ecco, nelle 3 parole che hai detto che costituiscono i perni, no? Di quel pensare e agire per il bene di tutti che dovrebbe essere la politica. Cioè hai citato competenza, hai citato valori, hai citato responsabilità, hai citato passione. Bene. Ma si vede negli occhi, viva Dio, scusate il termine, no? Chi è seduto in certi posti di responsabilità, se veramente la incarna in ogni suo pensare e agire. Quindi qual è la formula? Ancora una volta è agire attraverso la leva politica. Come? Quando è ora di scegliere i politici. C'è poco da fare e su questo è vero che oggi il sistema di selezione della classe dirigente avviene attraverso i partiti, ma anche, e si sta esprimendo sempre di più, basta vedere quanti comuni sono governati da liste civiche, anche dalla società civile. È bene che sia data risposta a questa, no? E quindi l'appello veramente che faccio anche ai più giovani, ieri se ne è discusso per esempio in diocesi a Padova, no? E tanti di noi hanno detto come facciamo al vescovo e c'era un docente dell'università, in questo caso di Trieste, come facciamo a coinvolgere i giovani, no? Ad interessarsi. Facendoli votare, Sindaco, a 16 anni diamo il voto, diamo pure il patentino e li mettiamo nelle strade. Allora non sono in grado di capire, non sono formati, perché io dico sempre i 30enni, 40enni, 50enni sono formati per andare a votare, cioè capisce veramente che forse certo. dovremmo fare un passo, anche perché il futuro è nelle loro mani, responsabilizziamoli. Allora sentiamo Rinaldo prima di passare al nostro secondo ospite, Andrea D'Anchi. Lui invece, anche lui ha la passione di mettere in sicurezza il territorio e le persone, la comunità. Vai Rinaldo! Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto tanti auguri al generale che si rimetta subito e che stia subito bene. Tanti auguri al nostro generale che stia bene. E dopo ricordiamoci che ai tempi della Serenissima chiede acqua per Serintene che basta, è l'organo più importante, era il magistrato delle acque, a Venezia comandava lui, faceva tutto lui, perché i canali, i fiumi, chi l'ha fatto, chi l'ha aperto, e non aveva i bai solo, non aveva niente. Adesso che abbiamo tutte le più grandi attrezzature a disposizione, non riusciamo a alzare gli argini, non riusciamo a fare... non è questione di incompetenza, nemmeno il fregismo, cosa che gli interessa. Io sapevo, se da 30 anni chi dice il tempo si cambia, non è più come prima, bisogna che mi scelga delle immediate. Gamalissimo tutto il tempo di mettere a posto le robe.
Mica 81 anni, il Doro lo conosco benissimo, perché venivo a fare la lavanderia in barca a Torre a Roma. Lo conosco benissimo, lo navigare, ma il Doro è un canale bellissimo, anche il Doro è vero, con le sue ville, con le sue robe. Ma adesso, in questo momento, io dico tutto andare meglio, io dico proprio l'incuria dei padroni di queste robe. Bisogna dire a dire i padroni di che ville e che robe, ti metti in posto. È una vergogna. Daremo in gente a tutto il mondo per venire al Doro. E se tutto tocchi. Ma insomma, Mirella, bisogna che si mettiamo in testa che se è a terra trattiamo male. E ne sparisce sotto i piedi. Cara Mirella, ti auguro buona domenica, passa una bella domenica a te e anche i tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo, grazie. Allora sentiamo anche Andrea Dan, presidente Associazione Emanuele Sicurezza Stradale. Ecco, si è parlato di passione, di valori, si è parlato di sicurezza in un'altra forma, ma sempre di sicurezza della popolazione si parla. Allora andiamo a vedere cosa sta cercando di portare avanti a livello non solo nazionale, ma anche proprio a Bruxelles, perciò a livello europeo, questo uomo per portare la sicurezza alla comunità. Andiamo a vedere l'airbag. Allora avete visto questo importante video, spero poi che il sindaco Naletto capisca l'importanza di essere vicini a questo uomo. Intanto bisogna tenerlo con le briglie perché quando parte, però veramente bisogna dire che sta cercando di fare qualcosa di buono per tutti, non solo per l'Italia ma penso per l'Europa intera e non solo. Allora Andrea Dan, cosa stai portando avanti? Abbiamo visto l'airbag nelle moto. Una piccola parentesi, un grandissimo in bocca al lupo generale. Grazie. Le siamo vicini, per cui in bocca al lupo. La Commissione europea, ancora alcuni anni fa, il pilastro della Commissione europea ha fatto come obiettivo per il 2050 a portare 0 le vittime stradali, sia per quanto riguarda le vittime vulnerabili, i pedoni, i ciclisti, i motociclisti, sia anche per quanto riguarda le auto. Noi con le altre varie associazioni, dall'Associazione Familiari Vittime della Strada, associazioni nazionali, associazioni che salutiamo anche la Presidente, che salutiamo anche la professoressa Giuseppa Cassaniti, insieme stiamo promuovendo, stiamo stuzzicando, scusate la parolaccia, le varie istituzioni, sia locali, provinciali, regionali, nazionali ed europee, per anticipare questa data del 2050. Noi, la butto, pretendiamo vittime 0 entro il 2030, cioè nell'arco di 6 anni non dobbiamo più avere una vittima stradale. Questo sarà molto difficile perché basta che ne trovi uno dico nella strada, nel tuo percorso di vita e può finire tutto. Il problema è che lei sta portando avanti, Dan, una cosa veramente importante. Vorrei anche sentire cosa ne pensa il sindaco Naletto, perché grazie alla tecnologia, alla scienza, alla ricerca, noi abbiamo questi strumenti che possono salvarci la vita. E sono strumenti che, a mio avviso, dovrebbero essere obbligatori sia nelle macchine che nelle motociclette, perché sennò non ne andiamo fuori. Il sindaco Naletto cosa dice di questa proposta che sta cercando di portare avanti il
nostro Andrea Dan, che ripeto ha perso una figlia, cioè lui non è qui a caso, voi non avete idea delle battaglie che ha fatto questo uomo, giusto e sbagliato ognuno la può vedere alla propria maniera, ma lui ci mette la faccia, soprattutto fa dei percorsi veramente importanti, anche rischiando delle volte anche la sua incolumità. Prego Sindaco. Beh, intanto saluto il signor Dan e veramente sono onorato anche di poter interagire con lui questa mattina, e grazie a te Mirella. Lo dico perché oggi purtroppo anch'io celebro un rito civile dell'ultimo saluto di un 30enne vittima della strada, e quindi mi sono chiesto questa mattina, no, che messaggio dare, per esempio, ai genitori, alla compagna, alla sorella, di fronte, no, ad un'immane disgrazia che capita per un peraltro esperto anche motociclista, no, che ha sognato l'ultimo modello, mi pare, adesso non conosco il nome della marca della moto, ma perché dico? Perché accade. Quindi io sposo in pieno questo suo obiettivo e la missione, che è una missione di civiltà, è una missione veramente di presa in carico, no? Di una criticità che è enorme e che segna, anche se vuole, la poca cura anche ed educazione alla guida in strada. Allora che fare? Beh, qui veramente Mirella ha ragione quando dice basta uno che ti capita, no? Che ti attraversi la strada e per quanta attenzione tu abbia con le due ruote, ma hai poco da fare. Però esistono, e qui la tecnologia può darci una mano, forme, ecco, di protezione che possono in questo caso, ecco, garantire la salvezza del motociclista, ecco, e su questo è incredibile quello che ho visto e spero venga anche accolto dalle autorità competenti affinché sia veramente anche omologato come sistema questo e fatto proprio dal legislatore. Quindi sono qua anche grazie a te Mirella per poi prendere contatto e per quello che posso fare mettere a disposizione. Guardate, solo Dolo, come altri tanti paesi del nostro Veneto, ogni mattina ha migliaia di studenti, no? In questo caso Dolo, 4.000 studenti ogni giorno delle scuole superiori arrivano a studiare. Bene, mi faccio carico anche di promuovere una progettualità che va in senso non solo educativo, ma anche, posso dire, di giusta pressione attraverso i giovani, ecco, di dare voce a questa istanza, a questo bisogno di essere sicuri, godendo e estrinsecando quelle che sono le loro passioni, ma in modo intelligente e quindi in modo appunto dove ci si voglia bene anche in ciò che si fa, in ciò per cui anche si vuole promuovere anche una gestione del tempo libero attraverso la motocicletta. Vede Sindaco Naletto, prima di tutto la ringrazio per le parole e la sensibilità che ha espresso guardando il video che abbiamo fatto vedere grazie a Dan. Il problema è che io sto seguendo Dan e quando vedo che organizza un evento molto importante, organizzato da un comune, non diciamo dove, un evento molto importante, dai là agli amministratori per fare questo evento. Lui si dà da fare in maniera incredibile, invitando il mondo intero per quanto riguarda la sicurezza, perciò dalle autoscuole, le scuole, gli amministratori, anche se non hanno organizzato loro, ma altri. E poi invece di dare la parola a questo uomo che porta anche la Presidente e familiari vittime della strada, Cassaniti, gli ingegneri, di tutto e di più, lo fanno parlare 40 secondi. Anzi, hanno fretta che finisca. Capisce che allora non mi tornano i conti. Non mi tornano, Sindaco, perché vuol dire che non hai capito niente. Non hai capito niente, il sacrificio, la passione, l'impegno di tempo anche
per far cercare del bene alla comunità. Capisce perché poi mi arrabbio molto, tanto è vero che io non sono andata, perché sapevo come sarebbe andata a finire, perché li conosco. Questi politici che in questo momento hanno solo bisogno di visibilità, fregandosene invece del lavoro che viene fatto anche dal mondo del volontariato per far sì che questi eventi riescano, questi convegni riescano. Capisce che questo uomo gli hanno dato la parola per 30-40 secondi, cosa sono? Rispetto a un convegno che è durato 2 ore, cosa è durato non so, ma uno dei tanti sto parlando. So che qualcuno che sta ascoltando dirà Madonna cosa sta... No, ma io dico quello che vedo e quello che sento. È inutile far finta sempre che tutto va bene e sempre levarci tanto di cappello di fronte a chi invece sbaglia. Dobbiamo capire che invece chi sbaglia va detto che ha sbagliato, che non è giusto. Perché questo uomo veramente si sta battendo a livello europeo per tutti. Cosa dice? Sindaco, poi sentiamo Dan. Perché l'ho sentito veramente mortificato, solo che poi è una grinta e lui va avanti perché lui è un caterpillar, lui, se no non sarebbe a fianco della Mirella di sicuro e la Mirella non lo supporterebbe. Proprio questa, non importa, ho avuto palletti, non ho parlato, sarà la prossima volta parlerò di più. Prego, Sindaco Naletto. Bisogna non arrendersi, Mirella, e voi siete l'esempio di quello che, e ce ne sono, politici che credono in ciò che fanno e soprattutto hanno una capacità e una dote che un po' si è persa in politica, quella dell'ascolto. Noi dobbiamo ascoltare di più e approfondire di più, fidarsi magari di chi ha vissuto in prima persona disgrazie come quella di cui ne è testimone appunto il Presidente. Quindi veramente su questo più che parlare noi dobbiamo ammutolire e lasciare che provenga, ecco, una proposta, come ben ha fatto, concreta, e qua c'è poco da girarsi attorno, c'è solo da dire la vogliamo portare avanti. Su questo ecco che la credibilità del politico debba ritornare a passare sul fare le cose, ecco, e sul raggiungere l'obiettivo che la società civile, in questo caso l'associazionismo, le persone che hanno vissuto sulla propria carne tragedie immani, lo possano quindi aiutare. Il politico deve essere una sorta di traghettatore, di veicolo. Non può sapere tutto, quindi primo io, quindi abbiamo il dovere di ascoltare e soprattutto anche, ma questo si capisce al volo, di discernere chi è un fanfarone o chi no, per non solo conoscenza ma vita propria sta testimoniando insomma una cosa buona. Questa è la credibilità che il politico, sul quale il politico deve essere misurato. E guardate che passeremo alla storia e i buoni politici che tutti ricordiamo noi, senza fare nomi, da destra a sinistra, dal centro, insomma nella storia, sono quelli che hanno brillato di credibilità, di coerenza. Poi avranno pure sbagliato anche, ma fra virgolette è quella buona fede, no, del buon padre di famiglia che non ha paura anche di andare controcorrente per una idea giusta. Poi le modalità possono anche differenziarsi e si può anche scivolare su qualche buccia di banana, ma quando c'è una forza interiore, d'accordo, dettata da qualcuno che caspita, no, ti fa ardere. E questo Presidente oggi con un video c'è poco da aggiungere, no, che cosa si fa? Che cosa dico io fra un'ora e mezza, no, in piazza davanti ad una bara di un trentenne? Che cosa dico? Cioè, dovrebbe parlare l'ospite che hai in studio, il Presidente, venire con me e io mettermi accanto e fine e mettermi a disposizione. Questo è quello che devo fare. Sa però, Sindaco Naletto, quello che io penso, siccome voi avete un potere enorme, forse non vi rendete conto che è il potere del voto dei cittadini. E siete in tanti, forse avete dei numeri incredibili se guardiamo i numeri in Italia di sindaci. Forse, siccome la politica fanno paura i numeri, abbiamo visto anche con gli agricoltori,
quando hanno deciso di scendere in piazza con i trattori, hanno visto i numeri, hanno fatto marcia indietro e hanno rivisto quello che volevano approvare. Allora forse se Andrea Dan, ecco, farà firmare a tutti voi, questa è una petizione, come possiamo chiamarla? Petizione, ecco, a tutti i sindaci, per poi portarla sia a livello nazionale, dove noi abbiamo già chiesto un incontro alla Premier Giorgia Meloni, visto che la Premier ha dichiarato sono Giorgia, sono una di voi. Ecco, forse queste mamme che hanno perso i loro figli nelle strade e non hanno ancora giustizia. Io ho avuto una mamma, pensi sindaco, ecco, Barbara, che ha perso sia la figlia che la nipote in un incidente pazzesco con questo uomo ubriaco che è scappato. Pensi sindaco, l'ha detto qui proprio 15 giorni fa, 7 anni, 2 vittime, 3 anni e mezzo ciascuna, se poi neanche li farà, perché poi c'è la buona condotta, c'è tutto un buon avvocato. Lei si domandava: ma che valore ha avuto la vita di mia figlia e di mia nipote? Capisce che sono tante le risposte che la politica dovrebbe dare, perché le leggi vengono fatte in Parlamento, i giudici le applicano, ma le leggi vengono fatte in Parlamento. E chi è che fa le leggi? I parlamentari che vengono eletti. È inutile che continuiamo a passare il cerino, è colpa di, è colpa. I giudici applicano le leggi, hanno fatto delle leggi a persona, hanno fatto delle leggi che ognuno ha interpretazione. Capisce che queste persone non ci stanno più, non siedono ai tavoli dove dovrebbero essere sedute, perché quella mamma che ho intervistato è un'altra Barbara che ha perso il figlio in motocicletta, proprio che andava per la sua strada tranquillo da un poliziotto e deve ancora avere giustizia, e dice: solo chi ha provato può capire cosa si prova e l'ingiustizia che abbiamo dentro di noi e che non riusciamo a darci pace. Ecco, a questi dovrebbero dare risposta la politica. A questo convegno le mamme erano presenti, non sono state minimamente salutate, magari non si sono neanche preoccupate se c'erano o non c'erano, chiedere magari a Andrea Dan: c'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Capisce che questo mi fa molto male, il sindaco Naletto, che questo uomo ha bisogno di supporto. Poi abbiamo presidenti o associazioni nate dal niente che vogliono essere loro visibili, perciò cercano di tagliare le gambe anche a chi da anni e anni e anni si sta battendo perché vogliono solo la loro visibilità. Capisce che non possiamo andare avanti così. Andrea Dan, cosa vuoi dire? Sentivo parlare prima dei 45 secondi, sono stati più che sufficienti in quel grande evento che abbiamo organizzato qui a Treviso, dove erano presenti varie autorità, soprattutto perché in un qualche modo c'è stata anche una presa di posizione del Sua Eccellenza il Prefetto per dire: partiamo con le repressioni, per cui partiamo con le pattuglie nelle strade, partiamo di più con gli etilometri, partiamo con i drogatest, per cui questo significa la repressione, ma soprattutto perché lì ho colto l'occasione di avere il sindaco, di avere il vice sindaco, per cui l'assessore e anche consiglieri della minoranza, e dare a loro in mano non una petizione, una mozione. Sono poche righe, per cui mi permetto di riferirle. L'ho messa il signor sindaco al Consiglio Comunale di Treviso, una proposta concreta: l'obbligo dell'airbag delle moto. Quali sono le motivazioni? I veicoli motorizzati a 2 ruote, ciclomotori, motociclisti, molto utilizzati per la mobilità, sono anche molto pericolosi. 2 dati ISTAT, tanto che i motociclisti rientrano tra gli utenti deboli della strada e con il maggior numero di vittime. Se i dati ISTAT del 2019 rilevano in Italia 3.173 vittime, di queste 698 erano motociclisti. Quelli del 2023, 4 anni dopo, sono calati a 3.039 le vittime della strada. Sono cresciuti da 698 a 734 motociclisti. Significa che ogni giorno in Italia abbiamo 8 morti, di cui 2 sono i motociclisti. Per cui, tenendo conto della vulnerabilità del corpo umano, tenendo conto anche che le persone muoiono anche per cause proprie, eccetera, eccetera, ho invitato tutto questo di affidare al sindaco e al Consiglio Comunale di Treviso che possa portare quanto prima all'ordine del giorno del Consiglio Comunale l'approvazione di questa mozione. Poi, quando questa mozione viene approvata
erano presenti anche i consiglieri della minoranza, per cui io mi aspetto un voto unanime. Appena è pronta quella, mi sto muovendo con degli europarlamentari sia italiani, e ho dei primi contatti con dei europarlamentari spagnoli molto sensibili sul mondo, diciamo, della sicurezza stradale, per creare un comitato ristretto di europarlamentari e poter portare direttamente a mano alla Presidente Ursula von der Leyen direttamente questa mozione. Ha capito, Sindaco Naletto, che ho a fianco oggi, ha sentito Mirella dice le pecche perché lui non le direbbe, si va avanti, ma bisogna dirle per smuovere le cose, perché se stiamo zitti non andiamo da nessuna parte. Ecco, lui ha rincorso per dare questa mozione, li ha rincorsi perché per lui nel tempo non era stato dato sufficientemente, questo lo dico io perché so quanto ci ha messo del suo per fare questo, organizzare questa cosa assieme. Allora sentiamo Fabio da Padova, poi andiamo in pubblicità. Vai Fabio! Ciao Mirella, ciao a tutti. No, volevo dire, tu parlavi appunto dei politici del governo, no? Allora io una cosa non la capisco. La sinistra non ha vinto le elezioni e vuol dire che gli italiani non li vogliono più. E invece continuano a essere là. Cioè loro che vincano o che perdono le elezioni sono sempre al governo, sempre che spendono lo stipendio e poi chi perde vuole insegnare a chi vince di fare le cose che loro non facevano. Cioè a me sembra una presa in giro questa, totale. Gli italiani dovrebbero ribellarsi a queste cose qui. Perché un'azienda che ha degli operai, se un operaio sbaglia, viene licenziato, non è che dopo insegna agli altri come si lavora, va licenziato, giusto? Ecco, noi invece siamo sempre là. Adesso la sinistra fa solo campagna elettorale dalla mattina alla sera, perché vuole tornare al governo, quindi non sta lavorando per noi italiani e vanno mandati via, punto e basta. Ciao, buona giornata a tutti. Grazie Fabio, sai il governo è fatto da maggioranza e opposizione, siamo in democrazia, funziona così, c'è la maggioranza, c'è l'opposizione, poi a caso ognuno fa le proprie riflessioni e quando, come dice il sindaco Naletto, va a votare deve capire cosa votare. Il problema è che noi vorremmo le preferenze, il sindaco le abbiamo appena a livello locale, ma poi cade tutto dall'alto e allora capisce bene che c'è un bel punto di domanda su quelli che saranno i prossimi futuri anche politici. Detto questo andiamo in pubblicità. In presenza Andrea Dan, Presidente Associazione Emanuele Sicurezza Stradale. Abbiamo collegato da Dollo Gianluigi Naletto, Sindaco di Dollo Venezia, primo mandato civica. Allora Sindaco, tanta carne al fuoco questa mattina per la sicurezza della comunità. Siamo partiti con questa acqua che non riusciamo a fermare perché qualcuno non ha fatto programmazione, non ha fatto prevenzione abbastanza. Ci ritroviamo a parlare dei morti sulle strade, ma grazie alla scienza, alla tecnologia, alla ricerca abbiamo questi strumenti che possono salvare le vite. Vede Sindaco, io so quando lei ha detto questa frase, cosa dirò io questa mattina a questi genitori, a queste compagne, a questi fratelli, a questa famiglia? Cosa posso dire? Perché poi alla fine siete voi che andate da queste famiglie, cioè il cerino ve lo passano sempre a voi, siete quelli che siete meno retribuiti, quelli che avete più responsabilità di tutte, responsabile della salute dei cittadini, che è il sindaco. Capisce che ormai la gente fa fatica a capire gli altri cosa fanno, perché vuole spiegare lei cosa fanno gli altri, sindaco? Perché non abbiamo mica capito, oltre ad andare su e giù coi telefonini in continuazione, coi telefonini oltretutto anche che non c'è nessuno dall'altra parte, ma per non essere disturbati e far vedere che sono molto impegnati. Cosa producono per la comunità? Cioè cosa producono per il bene della comunità? Perché sono pagati per questo o sbaglio? Si eleggono ma non sono volontari, sono persone strapagate che dovrebbero anche dire cosa fanno e cosa non fanno. Sindaco, è come se lei a fine anno non dicesse quello che fa. Noi non sappiamo cosa fanno, cosa promuovono, cosa firmano, chi firma a favore, chi firma contrario. Prego Sindaco Naletto. Guardi,
Mirella, io penso che dovremmo su questo imparare, e l'hai detto tu prima anche citando il collega sindaco di Treviso, che è stato rinnovato presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni per la Regione Veneto, no? Quindi dovremmo un po' questo unirci ancora di più, parlarci fra sindaci e veramente superare quella che è chiamiamola così, la scuderia di appartenenza e porre le questioni dirette, senza filtri, senza mediazioni, a chi è istituzionalmente sopra di noi, e quindi alle province, alle regioni e quindi poi allo Stato. Da quello che ho imparato, insomma, dopo alcuni anni, insomma, da consigliere comunale, poi come vice sindaco, ora come sindaco, io adesso chiamo in causa direttamente chi è sopra di me. Questo a partire anche dalle istituzioni massime come lo Stato. Si parlava prima della prefettura, no? Beh, io devo dire che con il prefetto di Venezia, anche quello attuale, c'è un rapporto schietto da figlio a padre. Lui è il mio padre a livello istituzionale, rappresenta il governo anche a Dolo, e quindi a lui mi riferisco per le questioni, per esempio, della viabilità, della sicurezza stradale, ma anche quelle ambientali. Cioè, e chiedo conto rispetto ad una assenza degli organi sovracomunali che dovrebbero dare risposte concrete, chiedo conto a lui. Dico, se tu che sei mio papà, istituzionalmente parlando, ecco, non sei in grado, no, di smuovere e di concretamente, insomma, aiutare il mio territorio, a chi devo rivolgermi? E quindi ecco che vedo che rispetto ad alcuni temi c'è perlomeno, no, un capovolgimento anche di un'appartenenza che non è più solo di obbedienza da parte del sindachetto rispetto, no, ai colleghi politici, rappresentanti che sono magari sopra di me, ma è di rivolgermi direttamente a questo punto a chi istituzionalmente e professionalmente, anche con una preparazione sicuramente approfondita e sul campo, può mettermi nelle condizioni di dialogare con più forza e di chiedere in maniera rispettosa, certamente, ma determinata. Senza più quella paura rispetto al dire ma poi Dolo verrà etichettato come, scusate, il rompiscatole, no, della città metropolitana di Venezia, e quindi non si darà più voce, non si investirà più un euro. Guardate che per esempio sulla sanità io sono sindaco di una città dove c'è un ospedale e devo interessarmi anche di sanità, e lo faccio. E i confronti con il direttore generale rispetto alle liste d'attesa, rispetto anche all'assenza, no, di medici, di infermieri, di OS, ai primari che non sono nominati, eccetera, chiedo conto. Ma qui bisognerebbe che tutti, no, con grande senso di responsabilità, si prendessero anche questa, fra virgolette, croce, anche di dire le cose che non vanno, e non di essere degli yes man solamente anche per un percorso di carriera garantito. Questo è il punto, a mio avviso, di svolta, ma questo dipende da ciascuno di noi, dalla nostra etica e da una concezione che fare il sindaco non significa, con tutto il rispetto, fare l'amministratore di condominio, non significa scaldare la sedia e basta. Perché le responsabilità che abbiamo, guardate, tu hai ragione a dirlo, Mirella, sono enormemente più grandi e più anche impattanti rispetto ai benefici. E quindi dico, uno lo fa perché? Perché, come il presidente Dan, c'è un fuoco dentro che arde. Questa è la misura, no, della potenza e della vita di un politico. E mi fermo qua perché sono discorsi che sento profondamente e che poi spesso, insomma, è difficile anche contenere. Allora andiamo a vedere invece quello che fa anche il sindaco Naletto. Intanto partiamo con questa Locandia, torneo alchimia, che adesso spiegherà, ecco, cosa è stato fatto. Prego, sindaco.
Ma lo stanno facendo ora, guardate, in questi istanti stanno inaugurando questa seconda edizione della Coppa di Alchemia, che è un'azienda del settore chimico. Qui sapete che nelle vicinanze di Dolo, a Porto Marghera, c'è ancora una chimica, questa fortunatamente pulita, in evoluzione. Vediamo anche le foto. Sì, prego Sindaco. Questa è l'edizione fatta lo scorso anno, siamo a Venezia e vedete è un torneo di calcio con più squadre sono associazioni di giovani diversamente abili, è una disabilità mentale e relazionale. E attraverso lo sport questa azienda ha voluto anche aprire un versante di una sostenibilità non solo professionale ma anche etica, destinando risorse quindi all'organizzazione di eventi dove queste giovani donne e uomini possono come posso dire, esprimersi in una presa diretta attraverso lo sport di quanto bello sia non solo stare assieme ma anche avere un obiettivo. Ecco una grande lezione, no? Ritornare a seminare nei giovani il bello e il gusto di avere un obiettivo e lottare per questo e poi gioire, sia che si vinca che si perda nel caso di questo evento dello sport. L'importante è non solo essere assieme ma concorrere tutti per un obiettivo importante, quello dello stare bene e dell'essere anche felici di farlo insieme agli altri. Ecco, vedete le immagini, sono ragazzi che veramente arrivano non solo dal Veneto ma anche da altre province vicine e regioni e hanno come obiettivo certamente quello di arrivare primi in una classifica che poi consegnerà la Coppa, ma poi a tutti verrà dato un premio anche a Dolo, ma dà una possibilità attraverso l'esperienza, anche ancora una volta la testimonianza, no, di vestire una divisa, concorrere insieme ad un obiettivo, no, che è della squadra, ma che si rifà ad un qualcosa di più grande insieme ad altre squadre, per poi avere una festa finale dove tutti insieme potranno su questo esprimere felicità condivisa. Quindi veramente è un modello che poche aziende hanno fatto proprio e che invito attraverso anche questo esempio un po' a copiare, no? A sostenere e a promuovere iniziative di questo genere. Ovviamente all'amministratore pubblico sta l'intelligenza, ma direi il buon senso, l'umanità di dare gratuitamente l'impianto, quindi lo stadio, di mettere a disposizione tutto quello che può per garantire, vedete, un clima non solo di condivisione ma anche di intergenerazionalità, vedete, età diverse, provenienze diverse, dove anche i manager dell'azienda sono addirittura anche supporter qui. L'amministratore delegato anche lui in braghette corte con la propria squadra a tifare e poi a complimentarsi con chi magari ha vinto. Ecco, questo è il collega, il vice sindaco di Venezia, assessore allo sport, e adesso c'è il mio assessore allo sport in campo, anche se piove. Perché questo è lo spirito. La vita non è tutta discesa, non è tutto sole, ma c'è anche salita, c'è anche pioggia, c'è anche neve. Cioè, come superare le difficoltà, specialmente per giovani persone con delle fragilità. Io penso che la vita vada conquistata, ecco, e il limite deve essere evoluto a possibilità. Cioè, insomma, a prendersi in mano con coraggio e potersi anche per coloro i quali hanno delle fragilità aiutati, a però non solo ad essere compatiti, che è un brutto termine, ma invece ad essere
su questo valorizzati e spinti, no, in una proiezione veramente di forza, la stessa che ha il tuo vicino, che ancora ce l'ho in testa, caspita, il presidente Dan. Vede Sindaco, noi abbiamo fatto, da 3 anni facciamo sport senza barriere, a 360 gradi in una sede importante e prestigiosa che è l'Ippodromo di Sant'Artemio di Treviso, in occasione anche di un Gran Premio importante di trotto, il Gran Premio Franco Fraccari, città di Treviso. E quello che abbiamo fatto da 3 anni è proprio quello di mettere assieme i diversamente agili coi normodotati. Io le posso assicurare, quello che ha detto lei, che l'ha testimoniato, che nessuno quando entrava in questo spazio enorme, non so se riusciamo a vedere anche delle immagini, vediamo se il nostro regista è così bravo da trovare qualche immagine, nessuno si vedeva che c'erano le diversità, erano tutti uguali. Perché lo sport riesce a fare questo, l'unione riesce a fare questo. Tu vedevi i ragazzi che praticavano tante discipline, ma non notavi che era diverso. Ecco, questo è l'importante, perché noi queste persone così fragili abbiamo sempre etichettate, Sindaco, con delle etichette incredibili di nomi, handicappati, mongoloidi, disabili, una cosa incredibile, nonostante avessero un nome e un cognome. E no, bisognava etichettarli, bisognava far vedere che erano diversi con un'etichetta. Capisce che dobbiamo anche noi cominciare a vedere con altri occhi, però se continuiamo anche a fare la guerra, non dico a lei in generale, tra associazioni sia sportive che veramente dell'associazionismo e del volontariato, perché uno è il campanile più grande, uno più piccolo, e no, se ha fatto lui devo farlo anch'io perché così la visibilità ce l'ho, l'ha fatto un giorno, io lo faccio una settimana. Capisce che non si va da nessuna parte. Noi che dobbiamo capire è quello di metterci assieme, di fare squadra. Ecco, queste persone quando li incontri, la cosa che loro amano di più è stare assieme, non è neanche vincere, è partecipare, conoscere altre persone, perché riescono a staccare la spina. Ma si rende conto, Sindaco, che dobbiamo ancora firmare la privacy per portarli in qualche posto, perché ancora ci sono famiglie che non riescono a capire che sono loro che li fanno sentire diversamente abili o agili, come li chiamo io. Capisce che c'è molto da lavorare. Chi può fare questo? Sono le istituzioni, con gli educatori, mettere su queste poltrone molto importanti persone competenti che sanno, perché noi dobbiamo comunicare alla famiglia se vogliamo che il messaggio parli, perché loro sono indifesi, non possono difendersi, Sindaco, e se il genitore non firma il ragazzo rimane a casa, non partecipa. Perché? Perché non è passato il messaggio giusto. Cosa dice, Sindaco? Che sottoscrivo in pieno, ma dico di più, che questi sono i temi per i quali veramente non solo spendersi con impegno, competenza e costanza, ma anche battersi senza paura. Cioè, su queste questioni non si deve essere tiepidi, Mirella. Io mi sono fatto questa idea, cioè questo è il tempo dove coerentemente uno dice no, non ci credo, no, e quindi sono gelido, piuttosto che invece no, sono caldo perché credo in questa missione e la sposo perché risponde anche al mio dovere istituzionale. Capisci tu? Nella Costituzione è ben dichiarato quello che è. La faccio vedere, ce l'ho qua perché la leggo tutti i sabati. Esatto, e noi Mirella giuriamo sulla Costituzione quando veniamo eletti, un istante dopo essere eletti con responsor dei numeri, la sostanza viene data e l'anima viene data dal giuramento con la mano destra sulla Costituzione. Capite? È questo il senso che ci dobbiamo riappropriare noi amministratori, e ancora di più i colleghi che sono sopra di noi, che addirittura la Costituzione la possono cambiare, addirittura la possono manomettere, la possono scrivere meglio, peggio. Capite? È qua il punto. Allora dico,
con grande anche umiltà, ripartiamo, no, nel far propri ai più giovani quelli che sono gli elementi portanti di questa società. Scremando tante stimolazioni, tanti discorsi inutili. Avete sentito che il sindaco D'Aletto è un fiume in piena questa mattina? Perché ha la passione di questo lavoro. Però adesso lo devo fermare perché ho già forato. Sindaco D'Aletto, la ringrazio. Porti un abbraccio a questa famiglia. Anzi, se hanno piacere di incontrare anche altre mamme, altri genitori che sono a disposizione, sindaco, proprio perché fanno questo, queste mamme, queste associazioni, abbracciano le associazioni per portare conforto, perché loro hanno già provato, sanno cosa vuol dire questo dolore. Ecco, perciò se vuole portare questo abbraccio da parte di queste mamme che io rappresento, e se vogliono anche incontrarle, ecco, più che volentieri il sindaco D'Aletto, e un grande grazie per quello che fa. Grazie, veramente grazie a Gianluigi D'Aletto, sindaco di Dolo Venezia, primo mandato Civica. Andrea Da rimane con noi con un altro sindaco, altri ospiti, pubblicità. Un giorno eravamo tutti seduti a tavola. Guardai mio marito e i miei figli e dissi loro che c'era qualcosa che non andava. Provarono ad aiutarmi. Nel frattempo, visite, medici, medicine. Era una parte del video Non ti scordar di me, che ce l'ha mandata Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezelini,
civico, secondo mandato, poi sentiremo se c'è qualcosa che vuole aggiungere che Mirella non sapeva, lui già sorride. Comunque complimenti Sindaco per questo video che ha mandato, che fa capire l'importanza di aiutare i malati di Alzheimer. Sono famiglie che vivono, delle volte non si rendono conto del dramma di queste persone perché magari non conoscono, però sono stati fatti dei passi avanti, la ricerca soprattutto, ma soprattutto anche ci sono delle persone, degli istituti dove veramente ti insegnano e ti aiutano a fare questo percorso. Poi sentiremo cosa dice Fabio Marin. Saluto anche Carlotta Berti, collegata da Lido di Venezia, creatrice di contenuti digitali, non a caso anche questo video. Ha visto Berti cosa è riuscito a fare il nostro Fabio Marin? Ecco, perché? Perché lui ha vissuto questo dramma con la sua mamma. E la famiglia ha cercato di unirsi, di aiutare, di supportare. Allora inizierei proprio da Fabio Marin. Allora, perché continuare veramente a insistere per far capire l'importanza di conoscere, di capire come aiutare questi malati di Alzheimer, che sono i tuoi familiari, i tuoi genitori, i tuoi fratelli, i tuoi nonni? Prego Marin. Beh, intanto buongiorno Mirella e buongiorno a tutti. Grazie insomma per lo spezzone che hai mandato del cortometraggio che ho realizzato sulla vita, su quello che è stata la vita di mia mamma. Perché continuare a parlarne? Perché bisogna? Perché quando facevo le visite con mia mamma, che purtroppo appunto dal 2018 non c'è più, quello che più mi veniva detto da parte dei medici era che c'era davvero difficoltà quando c'è un malato di Alzheimer in famiglia, ma anche altre malattie gravi, di riuscire a connettersi e a parlare con i familiari e riuscire a far sì che i familiari parlino delle proprie esperienze, parlino di quello che sta succedendo e di quello che succede in famiglia quando una persona è ammalata appunto di Alzheimer, perché la frase che si dice sempre è quella che quando in una famiglia c'è il malato di Alzheimer, tutta la famiglia ha l'Alzheimer, perché ce lo si porta dietro. Veramente è una malattia che ti lascia tanti dubbi, ti lascia sconforto, ti fa anche arrabbiare tante volte, ed è quello appunto che ho voluto e ho cercato di dimostrare con questo cortometraggio, era cercare di trasmettere tutto quello che abbiamo noi dentro e possiamo avere noi dentro come familiari, ma anche mettersi dall'altra parte e vedere cosa può provare, cosa può sentire il malato di Alzheimer in questo caso. Quindi bisogna parlarne, perché più se ne parla, più la gente conosce la situazione, più le istituzioni riescono quindi a anche, diciamo così, investire, perché è questo anche l'obiettivo, perché se non investiamo nella ricerca non andiamo da nessuna parte. È vero che stiamo facendo dei passi da giganti ultimamente, però ad oggi non esiste una cura risolutiva per quanto riguarda la demenza e l'Alzheimer, e quindi appunto più se ne parla, più si fa conoscere quella che è la situazione della malattia e dei familiari della malattia, più si può andare verso più fondi per la ricerca, ma anche verso più sostegno per queste famiglie che ne hanno tanto bisogno. Allora, sentiamo anche come si presenta Carlotta Berti, ecco, appunto creatrice di contenuti digitali importantissimi. Ecco, spieghiamo anche cosa fa, ecco, Carlotta Berti, e come commenta quelle parole del sindaco Marin e del cortometraggio che ha visto. Prego Carlotta. Intanto buongiorno a tutti e grazie mille insomma per l'invito. Allora, io penso che lavorare nei social e lavorare attraverso la comunicazione digitale ti dia appunto la possibilità di una comunicazione più immediata. Sicuramente il video che abbiamo visto è stato super impattante, io mi sono sentita emotivamente coinvolta da principio. Insomma, alle volte ci si rende conto come delle immagini, sì, insomma, un video possa farti immergere anche empaticamente, e quindi insomma quanto alle volte si viene appunto trasportati e si possa anche poi agire, che lavorare appunto tramite il video, tramite le immagini non è fine a se stesso, ma porta poi a dei risultati importanti che spero con tutto il mio cuore che con questo video si raggiungano, perché è un tema estremamente importante. Insomma, io mi sono sentita emotivamente molto coinvolta e spero insomma che ci sia sempre più sensibilizzazione rispetto a questo tema.
Vede Carlotta Berti, quello che io noto, e lo dico quasi tutte le mattine, lo dico anche a Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini, è che i video hanno un impatto molto importante, specialmente per quanto riguarda il mondo giovanile. Esatto. Loro cosa guardano? Guardano i video. Allora, io ho avuto dei video molto importanti fatti anche sulla sicurezza stradale, dopo vi dico perché ho tenuto con me anche questa seconda ora Andrea Dan, presidente Associazione Emanuela Sicurezza Stradale. Non so se avete visto qualcosa della prima parte e il video che ha portato Andrea Dan, però lo rivedremo, perché io sono convinta che grazie anche ai video riusciremo a far capire l'importanza della sicurezza ai giovani. Però cosa mi si dice, Carlotta? Mi si dice sono troppo impattanti da certi insegnanti, non li facciamo vedere perché li coinvolgono troppo emotivamente, bisogna essere preparati. Ma io mi domando, ma questi insegnanti, queste persone con le quali io ho parlato, che mi hanno risposto così vedendo certi video, sanno cosa guardano i ragazzi quando escono da scuola o quando sono a casa? Guardano proprio quelle cose talmente impattanti che distruggerebbero forse qualche insegnante o qualche genitore o qualche operatore educativo. Capisce che non ci siamo proprio, perché loro lo gridano proprio forte, anche in silenzio, questo silenzio assordante di cosa vorrebbero. Loro vogliono essere intrigati, vogliono parlare tramite anche il contenuto digitale, quello che sentono, le emozioni, perché è difficile ormai emozionare un ragazzo e forse grazie anche a questo social riusciamo ad emozionarlo. Certo che se li lasciamo solo loro si emozionano in maniera sbagliata, guardando video sbagliati, o sbaglio, Carlotta? No, sono perfettamente d'accordo. Diciamo che ormai il linguaggio dei video è anche il linguaggio dei giovani, per cui sicuramente bisogna pensare che sì, dei video possono essere tanto impattanti, magari suggerisco di confrontarsi tutti insieme e guardarli prima, però sicuramente la modalità del video è la modalità più impattante ed è il linguaggio più vicino a quello dei giovani, quindi sicuramente lo strumento è quello adatto, insomma, per coinvolgere dei ragazzi in questi ultimi anni, in questa generazione, anche secondo me post pandemia, i video sono lo strumento più utile per far arrivare determinati messaggi. È chiaro che insomma la percezione dell'impatto di un video non può essere prevista prima, insomma, però penso che sia una modalità, come hai giustamente detto tu, corretta. Allora andiamo a vedere anche questo video e dopo vi faccio interloquire col nostro Andrea Dan, presidente Associazione Emanuela Sicurezza Stradale. Andiamo a rivedere il video dell'airbag. In un labirinto diverso. Così. Cosa vuol dire madre? Così. Cosa vuol dire moglie?
Allora, prima di dare la parola a Andrea Dan e spiegare perché è qui questa mattina, perché Mirella ha abbinato anche il cortometraggio di Fabio Marin? Perché c'è un bambino, una mamma o una nonna che con tanto amore stanno cercando di crescere questo ragazzo e poi la strada te lo porta via all'improvviso, lo vedi uscire e non lo vedi più tornare, perché nel tuo percorso hai trovato qualcuno che non ha rispettato magari i segnali stradali, oppure che continuava a velocità folle, oppure che era distratto. Allora l'ho abbinato perché? Perché Andrea Dan sta portando avanti una proposta a livello europeo molto importante. Prego Andrea Dan. Buongiorno e buongiorno anche ai vostri invitati in collegamento. Sì, noi stiamo portando avanti dal convegno che abbiamo fatto la settimana scorsa a Treviso con una proposta di una mozione, spero anche votata, tanto per dire, da tutti i consiglieri comunali, sia opposizione, sia anche i consiglieri, sia anche della Giunta, è una proposta, una mozione per dare obbligo ai motociclisti di usare questo airbag. Questa proposta poi sarà di nostra premura, sentendo alcuni europarlamentari, sia italiani che anche spagnoli, per poter portare a mano direttamente alla Presidente europea, la professoressa Ursula von der Leyen, e mettere l'approvazione di questo obbligo dell'airbag. Io volevo cogliere l'occasione, visto che abbiamo qui anche collegato il sindaco Fabio Marin, il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, una proposta insieme. Cerchiamo quanto prima di organizzare una giornata intera nel vostro comune per quanto riguarda la sicurezza stradale. Questo che significa? Alla mattina coinvolgere tutte le scuole, i presidi, coinvolgere i professori, iniziare a portare dell'educazione, portare le autoscuole all'interno, diciamo, delle vostre scuole comunali, portare la polizia locale all'interno, diciamo, delle scuole, far capire cosa significa il valore della vita, far capire cosa significa un attimo, un tragico incidente stradale. Nella giornata, se organizziamo la giornata intera, poi coinvolgendo la Proloco, coinvolgendo tutte le associazioni comunali, le associazioni sportive, però dedicare una giornata a San Zenone degli Ezzelini sulla sicurezza stradale. Grazie Sindaco. Allora sentiamo come risponde Fabio Marin, che sicuramente avrà fatto di sicuro tanto, perché lo so come lavora, ma soprattutto l'importanza di questo airbag obbligatorio, che veramente dobbiamo unirci tutti per portarlo veramente a termine, perché penso sia una cosa veramente importantissima, come ha detto anche il sindaco di Dollo Gianluigi Naletto, che anche lui si metterà a disposizione e farà la sua parte. Prego sindaco Marin. Sì, assolutamente. Allora, per quanto riguarda la manifestazione, più che volentieri, coinvolgendo le scuole, ma abbiamo anche una piazza grande a San Zenone che si presta a questo tipo di iniziative, dove si può anche fare, insomma, delle dimostrazioni di quella che è la sicurezza stradale, per cui, insomma, quando vuole ci sentiamo e organizziamo qualcosa. Per quanto riguarda l'airbag, questa proposta, vabbè, se io fossi motociclista, cioè, me la metterei subito, insomma, perché visto il pericolo che purtroppo si incorre quando si è in moto, se qualcuno ti viene addosso, insomma, o per qualsiasi altra motivazione, vedendo il video si capisce che è una cosa sicura e che salva la vita. Per cui, insomma, se c'è una mozione, se c'è un punto che come sindaco, ma anche parlo anche per quanto riguarda la provincia di Treviso, perché sulla sicurezza stradale la provincia si muove, si può fare una cosa appunto assieme e portare questo punto affinché si sia ascoltati, si venga ascoltati nei livelli più alti, per vedere se si può rendere obbligatorio. Per cui, insomma, se serve una mano ci sono sicuramente. Sentiamo anche cosa ne pensa Carlotta Berti. Ecco, questi contenuti digitali che possono aiutare, ecco, anche con Carlotta Berti mi piacerebbe fare squadra con Andrea Dan, perché è molto importante. Cosa dice Carlotta? Dico anche che in realtà con la Regione Veneto 2 mesi fa ho fatto un video per la sicurezza stradale. Diciamo il fil rouge, il topic era fai una pausa, e si focalizzava appunto questo video sul fatto che i 2 principali motivi attualmente per degli incidenti sono la guida in stato di ebbrezza, per cui l'alcol, e la guida distratta dovuta da telefonino. Per cui tutto quanto questo video fatto col
col cappello della regione e di Vivo Bene Veneto, aveva appunto questo topic. Questo video è andato molto bene, hanno collaborato anche tanti miei colleghi creator, per cui è un tema che sentiamo tanto anche qua in regione, e spero che insomma la campagna ha portato i suoi risultati, spero che arrivi davvero ai giovani, che è la fascia soprattutto a cui noi ci stavamo rivolgendo con questi video, che il messaggio arrivi forte e chiaro, e per cui se ci sarà anche bisogno di far dei video in cui ci si può focalizzare sul tema di questo airbag, io sono super felice di poter partecipare, perché è un tema che mi coinvolge, nonostante io sia veneziana e non abbiamo né le macchine né l'auto, è un tema che mi coinvolge particolarmente. Però magari anche Lido si gira con la macchina e anche con la motocicletta, perciò Lido è a Venezia e perciò Carlotta penso che sia utile anche a Venezia. Però quello che fa riflettere però, e lo dico a Fabio Marin, io se fossi un motociclista me lo prenderei. Primo, costa tantissimo. Secondo, non è che tu devi essere a tuo, diciamo, facoltativo, deve essere obbligatorio. Perché se io veramente investo questo motocicletta e muore, proprio in tutti i sensi, cioè vai a spiegare tu che poi arriva il processo, come è successo, come non è successo, intanto si salva la vita e già è una cosa enorme. Allora l'obbligatorietà penso che sia una cosa che dobbiamo prendere in considerazione, Sindaco, perché ormai ognuno quando esce di casa si fa le proprie regole, basta vedere cosa incontri e come veramente cosa trovi nelle strade. Capisce, Sindaco, che forse dobbiamo unire le forze su cose veramente utili come salvare la vita umana, perché come ho detto all'inizio, basta che tu incontri una volta o una persona, ecco, non uso certi termini che mi verrebbero da usare, e ti rovina la vita per sempre. Capisce, Sindaco, che quando c'è una proposta, vista la tecnologia, la scienza e la ricerca che hanno messo proprio alla fine, sono usciti questi strumenti, dobbiamo assolutamente usarli. Prego, Sindaco. Sì, no, assolutamente, per quello appunto dico che bisogna fare squadra insieme e far sì che si arrivi a quella che è l'obbligatorietà di indossare questi dispositivi che appunto salvano la vita, perché attualmente sì, ci sono il casco, cioè ci sono le tute, quelle insomma ammortizzate eccetera, che riescono a in qualche modo accutire quelli che possono essere i colpi, ma non riescono certamente in certi casi a salvare la vita, per cui insomma se attraverso questo mezzo si può assolutamente salvare la vita, dobbiamo far sì che diventi obbligatorio. Andrea, e quindi appunto se si può fare massa critica. Ma io volevo aggiungere solamente che anche Venezia, siamo a Venezia, abbiamo anche i taxi in acqua, abbiamo anche le gondole, anzi volevo cogliere l'occasione, dato che sto parlando con Venezia, che ultimamente stanno correndo troppo, per cui ultimamente anche nei canali di Venezia sta aumentando l'incidentalità nei canali, per cui volevo cogliere l'occasione, proprio visto diciamo di questo incontro, capire cosa si può fare anche proprio nella città di Venezia per essere più certi e sicuri e andare sempre a salvaguardare la vulnerabilità delle persone. Allora, quello che vorrei chiedere a Carlotta Berti, lei vede che questi giovani sono intrigati nel tema della sicurezza, perché molte polizie locali vanno all'interno delle scuole, mondo del volontariato, però io non li vedo così intrigati. Basta vedere come girano quei monopattini, nonostante ecco, sia stato dichiarato veramente la pericolosità. Vedo come anche a piedi come si comportano questi ragazzi quando escono dalle scuole, e magari hanno appena fatto il corso di guida sicura, di sicurezza stradale. Vedo come attraversano, con i passaggi pedonali o non, si rispettano i semafori. Non le sembra che forse li annoiamo invece di intrigarli? Eppure dovremmo trovare il sistema per intrigarli. Possibile che proprio siano diventati così apatici? Io non credo questo. Forse non riusciamo a parlare il loro linguaggio, per questo l'ho invitata questa mattina. Prego, Carlotta.
Allora, probabilmente sono d'accordo anch'io con questa cosa qui, forse non parliamo il loro stesso linguaggio. Alle volte mi sento anche io distante, avendo solo avendo 25 anni, con i ragazzi di 15 sento che c'è un gap di 10 anni anche a livello di comunicazione. Io parlo per me e parlo del fatto che l'anno scorso ho fatto il corso di guida sicura, per cui ho aggiunto chiaramente insomma, alle lezioni di base della guida anche questa aggiunta, questa giornata di sensibilizzazione di guida sicura, e devo dire che interagire con il rischio, perché loro ti mettono davanti chiaramente al pericolo, chiaramente in sicurezza, mi ha smosso qualcosa dentro. Quindi forse in un mondo in cui tutto è digitale, in cui tutto non è interattivo, in cui il linguaggio sì magari del video ti rimane, o come prima dicevamo fai il corso però poi non ti rimane niente, o comunque non ce lo portiamo dentro di noi, forse abbattere questo schermo e fare ai ragazzi realmente l'esperienza di guida sicura potrebbe essere, e metterli di fronte alla situazione può sensibilizzarli. Poi, che strumenti ha avuto lei, Carlotta Berti, quando ha fatto guida sicura? Cos'è che ha provato? Io ho provato la frenata, quella improvvisa, diciamo, per cui l'ostacolo che arriva improvvisamente, per cui bisogna fare la frenata, insomma proprio quella dove io sono proprio veneziana, per cui anche i miei termini sono proprio basilari. La slitta, quella che arrivi e che sbatti contro un corpo contundente a 50 all'ora, lo so. Esattamente. La slitta poi ho fatto e avevo le due ruote posteriori della macchina su un carrello per simulare il testacoda, e io dovevo riuscire a girare, a fare una curva nonostante appunto la macchina continuasse a sbarellare, diciamo, nelle due ruote dietro, per cui gestire il testacoda. E poi ho fatto un terzo esercizio che era quello di uno slalom senza, diciamo, marce, ma solamente con freno frizione, per simulare insomma degli ostacoli ravvicinati. E poi però prima di fare questi 3 esercizi abbiamo fatto un corso dove ci sono stati mostrati dei video molto toccanti e molto forti, per cui diciamo che è stata proprio una giornata di totale immersione nel rischio. Quindi allora poi ognuno ha la propria percezione e la propria sensibilità, però sicuramente questa giornata è una giornata di impatto forte che forse dovrebbe essere, come dicevamo prima, obbligatoria. Allora, Sindaco Marin, quello che ha detto Carlotta Berti è molto importante, perché ha detto l'ho provato e mi sono sentita coinvolta, perché ha toccato con mano, ha provato a aver paura. Ha sentito la paura. Cosa vuol dire? Ecco, cozzare contro un corpo contundente a 50 all'ora. 50 all'ora cosa sono? 50 all'ora ti fai veramente male, ma male, male, male. Il problema è che questi strumenti che abbiamo costano tanto a portarli all'esterno, nelle scuole, nelle piazze, e allora si cerca di fare convegni, video importanti. Ma io a Villa Margherita ho portato invece questi strumenti, non solo la slitta. Ho portato, e qua mi piacerebbe portarlo nella piazza di Fabio Marin, vedremo se riusciremo, perché Fabio mi è molto vicino quando faccio determinate cose, perché sa che si va oltre a quello che è l'appartenenza. Sai che c'è piena disponibilità, esatto, da parte mia. Allora ho portato questo strumento, questa macchina, dove tu sali su questa macchina, ti capovolgi, sei con le cinture di sicurezza e devi uscire. E salivano queste ragazze e ragazzi. Voi non avete idea il disagio, cioè la paura. Non riuscivano a uscire perché erano capovolti con le cinture di sicurezza. Quando sono riusciti a uscire da questa macchina, mi hanno ringraziato, io ero là che li guardavo, e mi hanno detto: non avremmo mai immaginato, ci resterà per sempre questa cosa, perché dobbiamo fargli provare cosa vuol dire rischiare la vita.
Cosa vuol dire non riuscire a uscire dalla macchina se hai anche le cinture? Cosa vuol dire correre a 50 all'ora e battere contro un corpo contundente? Io dico sempre quella volta che, siccome i bulli ci sono sempre, che ha detto no, io non mi lego, ma figurati a 50 all'ora. Sicurissimi, dovevano firmare, non c'è nessun problema, ma a 50 all'ora, ma... Pronto soccorso, che ci sono fatti male. Allora capite che questi, siccome giocano con la morte, cioè la parola morte a qualcuno, non a tutti, ma noi dobbiamo prendere quelli che giocano, perché poi loro non giocano con la morte, ma poi la morte arriva anche a qualcun altro, proprio agli altri. Ecco, è questo il problema. Forse cercando di portare questi strumenti che ci sono, dobbiamo capire che li abbiamo questi strumenti per fargli vivere l'ebbrezza della paura. Cosa dice il sindaco? Cerchiamo di portare avanti queste cose oppure i soldi per queste cose non ci sono mai perché sono destinati alle sagre, ai fuochi d'artificio? Cioè dobbiamo a Andrea D'Anda andare avanti in questo importante percorso che sta facendo. Cosa dice il sindaco Marì, lei che è sensibile? Intanto sai che sono uno di quelli a cui non piace dire che non ci sono soldi, perché dico sempre che se paghiamo le tasse i soldi ci devono essere, e ci devono essere proprio anche per queste motivazioni. Ti faccio un esempio, perché noi poco tempo fa, i primi di settembre, la nostra protezione civile ha fatto una dimostrazione in piazza, una manifestazione che si chiama Io gioco sicuro, dove coinvolge i ragazzi delle scuole medie. Avevamo una cinquantina di ragazzi e ragazze che hanno intrapreso quelle che sono le prassi del gioco sicuro, ma anche per quanto riguarda gli incidenti stradali. Infatti abbiamo fatto in piazza una dimostrazione e proprio anche lì avevamo delle macchine capottate, capovolte a forma appunto di incidente, dove avevamo dei ragazzi dentro che erano gli animatori, insomma, in questo caso, che hanno provato il momento in cui appunto c'è l'incidente, il momento anche in cui ci sono le forze dell'ordine, ci sono i pompieri, i vigili del fuoco, e in questo caso è arrivato anche una dimostrazione abbiamo avuto la fortuna di avere una dimostrazione con l'elisoccorso, solo dimostrazione, e hanno capito cosa si prova in quel momento, hanno capito e cosa succede anche dopo, perché quando succedono gli incidenti ci sono anche le forze che poi devono intervenire, e abbiamo appunto fatto tutto questo percorso dove a questi ragazzi, grazie appunto alla collaborazione con la protezione civile e la polizia locale, appunto vigili del fuoco, SUEM eccetera, abbiamo fatto questa dimostrazione dove ho visto i ragazzi molto vicini e molto toccati da quello che si dimostrava, per cui il fatto di dire sì, è vero che magari i ragazzi sono distratti, non si interessano eccetera, magari per alcuni sì, ma quelli che abbiamo visto in quel momento davvero erano molto interessati. Poi ci sono sempre quelli che dicono ma tanto a me non capita, e quindi fanno gli spavaldi e purtroppo mettono in pericolo la loro e la vita degli altri. Però quello che abbiamo fatto appunto con questi giovani mi ha dato, diciamo, speranza, quindi continuare a fare progetti su questo sicuramente, insomma, da parte mia e della mia amministrazione siamo d'accordo e andiamo avanti. Sentiamo anche Carlotta Berti, prego Carlotta. Sì, io volevo anche legarmi a quest'ultima cosa che ha detto il sindaco. C'è speranza comunque, queste nuove generazioni comunque sono molto più sensibili e hanno la percezione che non c'è tanta distanza da quello che vedono sul telefono e da quello che poi c'è realmente nella realtà. E poi volevo cogliere anche l'occasione per dire che è importante anche la sicurezza in laguna. Questo è un altro grandissimo e importante tema, che se già in strada le persone, nella strada normale, i ragazzi dicono no vabbè ma tanto a me non capita, in laguna, in barca ancora di più, quando invece i pericoli sono tanti e anzi forse anche di più, perché vedo tanti ragazzi alle volte in barca che non hanno le luci a norma, insomma è un altro grandissimo tema e molto sentito soprattutto qui, quindi se c'è l'occasione, se ci sarà mai l'occasione di collaborare anche in termini di video rispetto a questi temi, io sarò sicuramente in prima linea. Allora andiamo a vedere proprio il primo video che ha portato Carlotta Berti, poi lo commentiamo. Va bene. Facciamo un esperimento sociale. Chuck, first time here in Venice. For you, what struck you most about a city like Venice? I think there is a lot of people. There is a lot of boutiques. There are a lot of stores. Yeah. The canals, they call it canals, right? Yeah, we call it. Would you live in Venice? I think it's very pesado. Crowd. It's very crowded. ¿Te gusta Venice? Claro, sí, me gustó bastante.
¿Vives en Venecia? Ah, Sí. Fortunada. ¿Gustaría? Me gustaría vivir, sí. ¿Sí? Sí, ¿Seguro? claro que sí. Me gusta caminar. Sí, Me gusta caminar. O sea, he caminado casi todo Venecia. Y yo camino. Tu cammina. Sin caminar y conocer en las callecitas che stanno sin nada de turistas. Perfetto. Qual è la cosa che ti ha colpito di più di Venezia? Le donne sono tutte belle. Ma va! Ma para questo! L'architettura e l'antigüedad che tiene è molto bella. Ok, pregunta. Ok. Perché so un po' di spagnolo, però solo dalle canzoni. Vivreste qua a Venezia? Sì, sono nuovo qui. Tu vivi qua? Sì, Treviso. Sei felice? Sì. Vivresti qua? No. Más difficile. Feria. Too many people. The income is not so very high. Range for a tourist. Vaporetto. The Vaporetto. Would you live here? I don't think so. No, No. because Certo che vedere Venezia, ecco, e sentire queste persone, io sono dell'idea, anche se ci vado spesso, io mi incanto sempre, cioè è una città veramente magica, Carlotta, unica al mondo, non a caso. E non a caso quel signore ha detto, intervistato, ci sono tantissime belle donne, perché è vero, perché la vedi il mondo, cioè vedi un qualcosa che non vedi da nessun'altra parte. Per un uomo vedere queste bellezze in continuazione, perché è vero che è così. Prego Carlotta, perché questi video? Poi vediamo anche gli altri. Allora, questo video l'ho fatto in realtà per una curiosità personale che ho da sempre, no? E qual è la cosa? Perché io non riesco a vedere Venezia con gli occhi da turista, perché vivendoci per me non è niente strano, no? E quindi la cosa che da sempre a me interessa è capire che cos'è che stupisce di più una persona che viene dall'altra parte del mondo quando arriva qua. E insomma, appunto, la prima coppia ha risposto che la cosa che ha più stupito è che è pieno di boutiques, cioè pieno di negozi. Secondo me la risposta, cioè tra le righe c'era vedo poche case, pochi abitanti, per cui penso che fosse quello il punto. L'altra risposta che mi ha stupito è il vaporetto, cioè che se penso che per me è davvero come prendere il bus per andare a scuola, io ho sempre preso il vaporetto 2 o 3 volte al giorno per anni, cosa che faccio anche adesso, e mi stupisce e mi sconvolge molto. Poi chiaramente la risposta a cui facevamo riferimento prima, chiaramente ha ragione, ci sono persone da tutto il mondo, cioè vivere comunque a Venezia vedi gli usi, i costumi, anche semplicemente la fisionomia di persone da tutto il mondo, quindi ti arricchisce comunque da tutti i punti di vista. E perché questo video? Perché insomma ho cercato di fare un po' di trasportare questa mia curiosità in video. Sa però cosa ho notato? Vediamo se Carlotta è d'accordo con Mirella, che ho visto tanti diversamente giovani, ma tanti, proprio con una passione della cultura, dell'arte, della storia incredibile. Allora, mentre siamo abituati a vedere i giovani, noi quando andiamo a Venezia vediamo anche diversamente giovani che vengono da molto lontano, che hanno preso aerei, navi, di tutto e di più per arrivare a Venezia. E se tu li guardi, i loro occhi sono giovani, hanno voglia di essere intrigati, di vedere, nonostante la fatica del viaggio, eppure quando li vedi, loro li vedi sereni, li vedi appassionati. Sbaglio o è così, Carlotta? È vero, mi vengono i brividi, perché in realtà è quello che proviamo anche noi. Beh, noi che ci nasciamo siamo chiaramente innamorati di questa città, anche un po' gelosi di questa città, però è vero che lo sguardo di curiosità, di interesse, non mi è pesato farmi il viaggio dall'altra parte del mondo. Adesso che sono qui sono completamente, in inglese si dice astonished, per cui completamente coinvolto emotivamente. È vero, lo noto, e ho fatto recentemente una visita al Palazzo Ducale di sera, perché l'ho fatto quando ho occasione, c'è possibilità, io lo faccio, e c'erano, a parte la guida che è stata strabiliante proprio dell'ultima visita, le persone, 40 persone, ve lo giuro, sotto la pioggia, incantate ad ascoltare la storia del Palazzo Ducale. Ha cominciato a piovere e non si sono spostate, hanno aperto l'ombrello. Cioè, per me questa è l'esemplificazione, la manifestazione di quello che la storia e la curiosità rispetto nei confronti di Venezia esiste ed è che età tangibile. avevano queste 40 persone, Carlotta?
È come quello che dicevo, esatto, non l'ho detto, erano persone di tutte le età. Il range era dai 50 ai 25, perché c'ero anch'io. Avete capito? Allora forse dobbiamo anche aiutarli di più, ecco, a frequentare questi posti, ad accompagnarli in questi percorsi, magari con tutte le associazioni di volontariato, e lo dico anche al sindaco Marin, forse se andiamo a prenderli a casa, se qualcuno ci desse i loro nomi e cognomi, invece di mettere sempre davanti la privacy, ecco, questo mondo del volontariato potrebbe aiutare anche a fare dei percorsi diversi. Cosa dice sindaco? Beh, logicamente con il volontariato i percorsi si possono fare, insomma noi come sindaci che tocchiamo la realtà del volontariato attraverso appunto le associazioni che sono fondamentali per noi, appunto ad esempio noi a San Zenone abbiamo il centro polivalente La Roggia, dove i nostri diversamente giovani si ritrovano e fanno anche le gite, fanno le uscite grazie ai pulmini che sono stati acquistati, e quindi ogni mese hanno una tappa di visita in Veneto. Poi insomma per quanto riguarda Venezia è la città più bella del mondo. Sindaco, perché ho detto una cosa importante, ogni mese. Una volta l'anno, 2 volte l'anno. No, il centro polivalente La Roggia organizza ogni mese l'uscita, decidono di mese in mese appunto dove andare, stanno in giro a vedere, poi visitano magari santuari eccetera, e poi ritornano con il pranzo sempre incluso, e quando posso partecipo anch'io. E cosa dicono gli accompagnatori? Perché poi quando li accompagni, li noti, li ascolti, cos'è che dicono queste persone al ritorno, sindaco? No, allora quello che mi piace di più vedere quando ritornano è il loro sorriso, perché tornano tutti felici, ma che magari sono andati a vedere un santuario che io dico vabbè ci passo spesso e lo vedo sempre, ma per tanti che magari non possono muoversi molto spesso, non hanno magari la possibilità di andare in giro come magari facciamo noi, insomma nei weekend eccetera, riuscire ad andare fuori, a vedere cose nuove, ma soprattutto a stare insieme, penso sia quello anche il segreto di queste uscite che appunto l'associazione Ciclamino fa, lo stare insieme, scambiarsi delle idee, parlarsi e uscire un attimo dai confini del nostro comune. Vedo che li riempi insomma di gioia, tornano con il sorriso, ed è la cosa che mi lascia più felice. Sì, proprio ha fatto bene a dirlo, stare assieme, stare in compagnia, incontrare gente nuova, altre persone, parlare, essere ascoltati, veramente una cosa importante che stiamo facendo questa mattina per far capire. Allora andiamo a vedere l'altro pezzo del cortometraggio del sindaco Fabio Marin. Ogni giorno in un labirinto diverso. Così. Cosa vuol dire madre? Così. Cosa vuol dire moglie? Mai più silenzio, ma una serie infinita di domande a cui non so dare risposta.
Ciao Martina. Ti voglio bene, ti aspetto a casa. Cosa? Siamo. Quando il viaggiatore... Allora Fabio Marin, importante questo video, questo cortometraggio, Non ti scordare di me. Ecco, questo forse è quello che dobbiamo ascoltare e comprendere, non dobbiamo scordarci di loro. Abbiamo anche degli strumenti, ci sono orologi, braccialetti, ecco, forse qualcuno anche a casa, questi familiari devono rendersi conto che queste persone da un momento all'altro possono sparire, basta una piccola distrazione e non li troviamo più. Ecco Fabio Marino, ma perché non mettiamo in atto? Prima abbiamo parlato di airbag, ma abbiamo anche questi strumenti che possono indicarci anche e capire se questa persona che soffre di Alzheimer, di demenza senile, in forma magari anche ha bisogno di essere tutelata 24 ore su 24, perché l'imprevisto può capitare in qualsiasi momento. Prego Marin. Sì, l'imprevisto, appunto, hai detto la parola giusta, imprevisto, perché il malato di Alzheimer è questo, appunto, l'imprevisto, perché non sai mai quale può essere il suo comportamento. Cioè, quello che abbiamo visto in queste immagini e quello che ho cercato di fare assieme a Giuseppe Petruccellis, che è l'altro regista, è cercare di immedesimarci nella testa del malato di Alzheimer, cioè di capire cosa prova e cosa vede e come si sente. E quindi appunto nel momento in cui ti senti in questa maniera, insomma, penso che le immagini ci facciano rendere conto un po' di quella che può essere la loro percezione. Davvero è imprevedibile ogni cosa, e gli strumenti, sì, è vero che ci sono gli strumenti, però c'è bisogno ancora di più di sensibilizzare nel tema, perché molte famiglie tante volte si trovano sole di fronte a queste realtà e magari non sanno neanche dello strumento, perché io dico sempre che io sono stato fortunato perché avevo una rete di conoscenze, una rete di persone che ci volevano bene. Quando mia mamma ha iniziato a avere l'Alzheimer, e con mia mamma parliamo di una malattia giovanile perché aveva 52 anni, quando ho iniziato ad avere l'Alzheimer e le prime visite ci avevano detto che nel giro di 6 mesi non avrebbe più camminato, e purtroppo perché nei giovani corre di più la malattia. Lì io ho cercato di battere i pugni il più possibile e di chiedere a chiunque se ci fosse stato e se ci fossero stati degli strumenti per poter far andare avanti mia mamma il più possibile. A noi, dico sempre, siamo stati fortunati perché poi mia mamma per 10 anni è andata avanti, sì, con la malattia che purtroppo in certi momenti galoppava, però per 10 anni è andata avanti, per 10 anni siamo sempre riusciti a tenerla a casa con noi fino all'ultimo momento, e abbiamo avuto anche il supporto di strutture che nel territorio ci sono, magari non sono sostenute come dovrebbero essere sostenute, questo lo dico e lo sottoscrivo, perché penso che gli enti sovracomunali dovrebbero investire molto di più su queste strutture, e però sono quelle appunto che riescono a dare il vero supporto alle famiglie, assieme all'altro ambito, e anche qui torna in campo il volontariato, perché grazie ai caffè Alzheimer, grazie ai centri appunto dove si accolgono le famiglie e i malati di Alzheimer, si riesce a dare un vero supporto, ancora di nuovo grazie al volontariato. Allora, Sindaco Marin, non pensa che abbiamo ancora una parte di paura per avvicinarci a questi centri, a fare questi test? Mi vergogno, ho paura anche di avere qualcosa, che mi dicono che forse, ecco, questo forse c'è qualcosa che non va. La paura che regna sovrana, nonostante anche siano test gratuiti, ecco, però i numeri non mi tornano. Sì, ci sono, e sempre di più. Perciò capisci quanto è importante iniziare a far vedere, a parlarne e far capire che invece la prevenzione ti può aiutare. Prego, Sindaco.
Ma infatti colgo l'occasione per dire un'altra cosa, perché di prevenzione qui anche si può parlare. Io perché continuo a parlare in giro della malattia? Perché anche se, credimi che non è, insomma, puoi immaginare che non è assolutamente facile, però continuo a parlarne perché bisogna far capire alle persone che prima si conosce la malattia, prima si conosce il fatto che questa persona ha la malattia, prima si può contrastarla, rallentarla, e quindi è fondamentale prevenire. Noi come famiglia, mia mamma, tra le varie fortune purtroppo che ha avuto nella sua vita, c'è anche stata quella che la modificazione genetica sua del morbo di Alzheimer che lei aveva non era riscontrata in tutta la banca dati mondiale, e quindi bisognava fare delle ulteriori visite, non a lei ma anche a tutta la parentela, quindi discendente, e poi anche noi figli. Per quanto riguarda mia mamma, io un giorno, insomma, grazie al Centro Regionale di Invecchiamento Cerebrale di Cervazzano Dentro, con il dottor Gabelli, ci siamo riuniti tutti quanti, abbiamo parlato di questo tema, abbiamo fatto tutte le analisi nel campione prelievo del sangue, e dove si poteva conoscere o meno se c'era la probabilità che la malattia potesse un giorno svilupparsi anche su di noi. Questo serve, ed è fondamentale, serve alla ricerca, perché possono riscontrare, possono paragonare logicamente le varie modificazioni che ci sono, e possono quindi fare anche dei passi avanti. Quindi se ci fossero le famiglie che si mettono anche a disposizione di questo per quanto riguarda i ricercatori, è una cosa davvero, chi davvero vuole importante. fare questo, a chi si deve rivolgere allora? Allora, noi ci rivolgevamo sempre al Centro Regionale per Invecchiamento Cerebrale, però nel momento in cui si è seguiti, e spero insomma si è seguiti bene in qualsiasi centro per quanto riguarda l'Alzheimer, si può chiedere al medico di riferimento se è possibile fare questo tipo di visita, questo tipo di prelievo. Un'altra cosa importante, anche questa mattina siamo a scuola, impariamo, ascoltiamo, perché veramente sono delle comunicazioni importanti. Vorrei chiedere a Carlotta Berti, ma secondo lei, Carlotta, se noi facessimo vedere questo video all'interno della scuola ai ragazzi, lo intrigherebbero? Oppure se questo video lo facessimo vedere ai ragazzi portandoli nelle RSA, sarebbe diverso vedere questo video nelle RSA assieme a questi nonni e vederlo nella scuola, anche se spiegato dalle persone competenti addetti ai lavori? Prego, Carlotta. Sì, sicuramente la seconda avrebbe più impatto, secondo me, anche pensando a come ho vissuto io la scuola poco tempo fa. Sicuramente le testimonianze, oppure vedere, vivere proprio toccare con mano determinate situazioni, sicuramente è più impattante. O anche portare testimonianze come questa del sindaco, se il sindaco fosse venuto a parlare nelle nostre scuole con questa testimonianza diretta, sicuramente far toccare con mano ai ragazzi determinate situazioni porta a una sensibilità maggiore. E per cui quello che posso dire io è per esempio è utilissimo quello che si sta facendo anche ora in questo momento, sentire queste anche interiorizzare per un secondo una nozione come questa, porta e instilla dentro di noi una curiosità. Poi sta nel dopo, nel come noi poi gestiamo questa curiosità e questa informazione. Sicuramente per i ragazzi la cui attenzione dura 0,8 secondi, far toccare con mano, a portarli nell'RSA, come appunto dicevi giustamente tu Mirella, potrebbe essere quello strumento per fargli fare il passo in più dopo aver instillato questa nozione, questa informazione, insomma. Anche perché potrebbero essere i loro nonni, i loro familiari, certo. Perciò devono essere coinvolti, perché sono loro che devono proteggere, perché stiamo parlando di una grande fragilità. Allora andiamo a vedere anche il secondo video che ha portato Carlotta Berti, poi lo commentiamo. I False Friends veneziani. No, Fioi, non inizierò a elencare tutte le persone che parlano alle spalle, perché non esistono soltanto a Venezia. Ma non so se avete mai notato questa cosa: esistono delle parole in veneziano che in italiano hanno un significato completamente diverso. Compagno in veneziano vuol dire uguale. Compagno in italiano vuol dire partner. Premura in veneziano significa fretta. In italiano premura vuol dire prendersi cura. Tutta questa analisi del mio dialetto, ho deciso per una volta di non farla solo attraverso i video, ma
di scriverci un libro a riguardo. No ragazzi, voi non avete capito da quanto non vedessi l'ora di potervelo mostrare. Non è un libro che parla di me, ma è un libro che parla come di me. È un libro da scoprire, ogni capitolo è diverso. Il messaggio a cui tengo di più è il fatto che in una città in cui sta sparendo la popolazione, comunque la lingua, che è cultura, rimane viva, noi la parliamo ancora e racconta tutto di noi, racconta tutto della città, è un'analisi del dialetto e di cosa rappresenta per chi lo parla, racconta degli aspetti di Venezia, insomma da local, le nostre festività, come le sentiamo, come noi chiamiamo certi luoghi di Venezia, i nostri cicchetti. Voglio spoilerarvi troppo, no? Digo trovate nelle librerie online, vi lascio il link nella mia bio, e in tutte le edicole di Venezia, Treviso e Padova. Ragazzi, finisco questo video come ho iniziato a fare video sui social, più o meno che avevo idea. Spero sia solo l'inizio di questo percorso. Vi voglio bene. Sa Carlotta che tanti anni fa hanno fatto un programma a livello nazionale proprio con i dialetti, che uno doveva interpretare il dialetto e spiegarlo in italiano. Ecco, il nostro dialetto veneziano con questa frase, gliela dico, me la ricordo benissimo: i gai, perché noi mangi i vovi, non è stato decifrato da nessuno. Proprio non riuscivano a decifrarlo, ne dicevano di tutti i colori, ma i gai, perché mi mangi i vovi, ciao. Ecco, capisce l'importanza del dialetto. Prego Carlotta. Sì, i gai era anche una delle opzioni del titolo del libro, perché appunto è esemplificativo del nostro dialetto, di come noi anche poi non saremo mai ma neanche noi forse saremo mai in grado di tradurre questa espressione che è fantastica. Perché si sono perse così tante parole dialettali che io mi ricordo da piccola si senti proprio, sono sparite completamente? Allora, alcune sicuramente sono sparite, vero, però ci sono tanti neologismi secondo me nel dialetto. Cioè noi comunque in Veneto, a Venezia, cioè noi lo parliamo tanto comunque ancora, è forte secondo me, e questo libro insomma che ho scritto vuole essere anche un urlo di: guardate che il dialetto si parla ancora, noi esistiamo e resistiamo qua in città a Venezia. Per cui in realtà sì, certe parole si sono perse, però ne esistono anche tante altre di nuovo. Però se tu fai un libro in dialetto, purtroppo bisogna vedere che dialetto, perché noi abbiamo una montagna di dialetti, perciò capite bene che i libri vengono scritti quasi tutti in italiano, perché sennò chi è che lo legge il dialetto? No, allora Fabio Marin cosa dice? Leggerà il libro di Carlotta Berti? Prego Fabio. Allora, intanto solo per, a parte che insomma l'avevo già visto perché è una persona conosciuta, diciamo, sicuramente lo leggerò, andrò a prenderlo perché la curiosità c'è, per come anche l'ha presentato, per il modo e il sorriso insomma che trasmette, sicuramente andrò a vederlo. Poi è bello perché ok che il dialetto sembra stia pian piano insomma svanendo, ma non dobbiamo farlo svanire, dobbiamo conservarlo, perché anche lì c'è la nostra storia, anche lì ci sono le nostre radici, quindi a prescindere che sia il dialetto veneziano, quello trevigiano o padovano che sia, dobbiamo cercare appunto di mantenerlo e trasmetterlo a nuove generazioni, grazie insomma anche a questo libro che non è fatto da un diversamente giovane, ma è fatto da una giovane. Penso che si possa continuare sulla strada del mantenere vivo il nostro dialetto. E allora dal dialetto nostro andiamo invece alla processione a Marrakech, queste immagini che ha portato con audio il nostro Andrea Dan, perché capite che siamo sotto un unico cielo, con tanti dialetti, tante lingue, ma un unico cielo. Prima a Venezia, adesso a Marrakech. Andiamo a vedere. Allora, perché a Marrakech, Andrea Dan? Cosa abbiamo visto e perché ti sei recato a Marrakech?
Mi sono recato, ma non una volta, nell'ultimo anno ci sono stato ormai 5-6 volte a Marrakech per capire anche ciò che stanno facendo il volontariato, ciò che stanno facendo anche i disabili sulla sicurezza stradale. Lì posso dire che a confronto, proprio in Marocco, a confronto dell'Italia, c'è una presenza assidua delle forze dell'ordine nelle strade, per cui ci sono dei posti di blocco 24 ore su 24, provincia per provincia. Io volevo cogliere l'occasione e ribadire ancora questo incontro a San Zenone degli Ezzelini con il sindaco. Bello sarebbe organizzare un prossimo venerdì, un venerdì intero. Alla mattina facciamo le autoscuole, scuole, presidi, professori con gli studenti. Al pomeriggio con i vari test delle auto con le cinture di sicurezza nella grande piazza, e alla sera quanto è bello poter usufruire il pulmino che avete lì a San Zenone e portiamo a casa questi giovani, tanto per dire, alla sera. C'è un motto che a me piace molto delle forze dell'ordine e della polizia stradale: le famiglie si infastidiscono molto quando vengono chiamate di notte per andare a prendere il figlio che è stato beccato in strada in stato di ebbrezza, per cui quello si infastidiscono molto. Non pensano mai che invece che quella telefonata, il giorno dopo viene la telefonata per dire: venite a prendervi la patente che vostro figlio non c'è più. Perché hai detto venerdì, magari non venerdì 13 o venerdì 17, perché magari ci sono anche i superstiziosi? Perché hai detto il venerdì e non sabato e la domenica? Ma no, è perché il venerdì sera, che è sempre più pericoloso, tanto per dire, è il venerdì notte e il sabato notte dove dobbiamo mandare questa cultura di essere sicuri alla guida. Perché il venerdì si stacca, proprio si stacca, specialmente certi ragazzi, perché di sicuro alle 2 alle 3 di notte non troviamo i diversamente giovani è inutile che continuino a raccontarmela. Ecco, sono questi ragazzi che dobbiamo veramente fargli capire che la vita è una sola e va rispettata, perché non solo puoi morire ma puoi finire anche in sedia a rotelle, e la vedi che il mondo veramente ti cambia, ma ti cambia la vita non solo a te ma anche alla tua famiglia. Come ci saluta Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini? Beh, intanto questa mattina hai toccato dei temi, insomma ti ringrazio Mirella perché sei riuscita a toccare, a farci parlare di questi temi che sono sicuramente fondamentali per quanto riguarda sia la sicurezza stradale e anche l'Alzheimer, però sei riuscita anche a darci un po' di leggerezza e quindi grazie per averci fatto affrontare questa mattinata in questa maniera. Io spero appunto che quello che noi persone che ci impegniamo su determinate tematiche facciamo arrivi agli altri, arrivi a chi magari è toccato o dalla malattia oppure da cose gravi appunto come gli incidenti stradali, e possiamo essere un po' di supporto a tutti loro, per cui io mi auguro di riuscire a fare questo, di essere di supporto alle persone che hanno bisogno. Grazie a Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini. Forza Italia, sindaco, non ci ha mica detto niente, io ero rimasto alla Civica, cosa è successo? No, la lista a San Zenone rimane Civica. Mi sto avvicinando sì alla Forza Italia perché vedo Tajani, insomma, che è una forza moderata e rassicurante rispetto al panorama politico. Vedo che qui in provincia di Treviso, anche adesso con Cristina Andretta eccetera, si sta crescendo. Mi sembra che sia il partito dove tra l'altro sono nato quando avevo 18 anni, però insomma penso sia il partito che sposerò. Abbiamo scoperto, avete visto un altro percorso, un ritorno forse di Fabio Marin alla politica appunto con una tessera. Grazie a Fabio Marin, sentiamo come ci saluta Carlotta Berti. Carlotta. Allora, intanto grazie per questa bellissima esperienza e questa possibilità di dialogo su temi così diversi, e anche grazie per questa sensibilità nel mondo social che è anche intergenerazionale, se vogliamo, per cui grazie perché è stato tutto importante, secondo me tutto utile quello che è stato detto e quello che si spera rimarrà a chi ci ha ascoltato, per cui grazie mille al sindaco che ha detto che comprerà il libro. Grazie a Carlotta Berti, ecco, creatrice di contenuti digitali con questo libro veramente Codigo, parlo, veramente bello. Andrea Dan, come ci saluta? Ci vedremo quanto prima a San Zenone degli Ezzelini. Grazie, pubblicità.
saluto altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Marco Pesce. Perché Marco Pesce? Chissà perché, docente e coorganizzatore del Tiramisù Day a Treviso. Grazie Marco di essere qui. Saluto anche, vediamo se è collegata con noi, ecco, che è collegato con noi il dottor Adis Hasani, medico chirurgo per riconoscimento titolo in Italia, Repubblica della Macedonia del Nord. Buongiorno dottor Hasani, grazie di essere qui. Ci spieghi un po' com'è la situazione prima di addolcirci, perché è meglio che ci addolciamo dopo. Cosa vuole dire dottor Hasani e qual è la situazione? Prego. Buongiorno gentile Mirella, buongiorno a tutti gli ospiti alla vostra televisione. La ringrazio per l'invito in questa televisione. Sono più emozionato perché è la prima volta che io sono apparso in una televisione, ma che è importante che è un televisione straniero come voi. E la chiedo scusa se io sbaglio, se non so. Non c'è problema, dottor Hasani, non c'è problema, non si preoccupi, parli tranquillamente. Prima abbiamo parlato di dialetto, pensi lei, però siamo andati anche a Marrakesh. Allora, dottor Hasani, racconti la sua storia, grazie. Allora, io vengo da Gostivar, Repubblica Macedonia del Nord. Ho seguito i miei studi presso Università di Medicina a Tirana, Facoltà di Medicina. Ho iniziato nel 2013 e ho finito nel 2019. Sono abilitato anche dall'Ordine dei Medici Albanese, Consiglio Nazionale a Tirana, e poi dopo il Covid nel 2022, perché non so che le cose vanno bene, sono abilitato anche dall'Ordine dei Medici a Skopje, qui nella Repubblica Macedonia del Nord. Ho voglia tanto per studiare, per lavorare in Italia, e nel 2023, 24 maggio 2023, ho fatto la richiesta per il riconoscimento di qualifiche professionali. E adesso nel 24 settembre 2024 mi è venuto il decreto per riconoscimento di qualifiche professionali. Io dovrei fare una prova attitudinale. Mi è venuta sul decreto una misura compensativa, come dice in italiano. Sì. Per alcune materie, per esempio clinica medica, clinica pediatrica, ginecologia, clinica chirurgica, anche medicina legale. E adesso mi serve per iscriversi in questi prove attitudinali. E com'è la situazione allora? Allora, nel marzo 2025 ci sono le prove. E cosa manca a lei, dottor Hasani, allora? Anche una volta? Cosa significa? Sì. Cosa vuole questa mattina? Cosa vuole dire? Ecco, per fare queste prove, lei di cosa ha bisogno? È tutto a posto o le manca qualcosa? No, io leggerò le quiz, le volumi, le libri italiani, tutti. Vorrei preparare per queste prove. Ecco, ma cosa vuole dire questa mattina? Ecco, cos'è che vorrebbe spiegare, cose che noi non sappiamo e che voi vivete nel percorso anche scolastico, un percorso anche molto lungo, perché non è così semplice arrivare. Sì, prego. Sì, per diventare medico non è facile. Ci voglio tanta speranza, ci voglio tanta pazienza, ci voglio tanto tempo. Ci voglio anche molto responsabilità,
Non è facile per diventare medico, ma questa è la strada che abbiamo scelto. Però, dottor Asani, secondo lei c'è troppa burocrazia, troppi paletti? Noi in Italia abbiamo bisogno di medici? No. Per me l'Italia è il paese più bello del mondo, perché per questa cosa io ho rifiutato tante offerte in Germania per venire in Italia. Ma secondo lei cosa è successo? Come me? Dottor Asani, aspetti, prima parlo io, poi parla lei, sennò ci incontriamo con le voci a casa, non capiscono. Secondo lei, come mai mancano tanti medici in Italia? Oppure è solo quello che sentiamo noi, ma è un problema che riguarda un po' l'Europa? Sì, vorrei dire anche questa cosa. Non solo in Italia mancano i medici, ma il mondo sta fronteggiando per questa questione. Non solo in Italia mancano i medici. Ma secondo lei cosa si dovrebbe fare? Lei è un giovane medico, appunto si è laureato, ha fatto questi percorsi anche con tanta fatica, ma poi c'è questa difficoltà di reperire i medici, non si riesce a capire. Se qualcuno ce lo spiega, ho chiamato lei perché visto che il nostro direttore generale anche dell'ULSS 2 ha detto sto cercando medici dappertutto, allora ci spieghi, prego, sì. Dottor Asani. Ma questa è cosa che ho detto prima, perché diventare medico non è facile. Ci vuole tanto tempo, ci vuole tanto lavoro. I giovani non vorranno lavorare di più. Per me. Secondo lei i giovani, se no Giovanni da noi è un nome, i giovani hanno questa difficoltà che è il sacrificio, è l'impegno, troppo impegno, devo fare molto sacrificio, molto impegno, devo spostare alcuni lavori per diventare il medico. Ecco, sentiamo cosa dice anche Marco Pesce, un altro docente, poi lui è anche insegnante, ecco, coorganizzatore del Tiramisù Days, non solo a Treviso, ma ha a che fare con quel mondo dei giovani, col mondo della scuola. Ecco, il dottor Asani ha detto troppi anni, troppo sacrificio, troppo impegno. Ecco, ma questo lo vediamo un po' dappertutto, oppure non riusciamo a intrigare questi giovani proprio per i palletti, per i percorsi, per la burocrazia, ecco, tanti anni per poi avere cosa? Anche la difficoltà di inserirsi. Sì. È cambiato, io insegno a adolescenti, quindi giovani, nel mondo della ristorazione, un altro mondo in cui si trova poco personale. Il problema è sempre quello, naturalmente noi non salviamo vite, però il problema è quello. Secondo noi, dal nostro punto di vista, è proprio cambiata la modalità in cui si vede il lavoro. Fermo un attimo, riesci a capire, Asani, quello che dice il professor Pesce? Sì. Perfetto, prego. La percezione del lavoro è cambiata, mentre io sono nato con una percezione del lavoro in cui se non si lavora si è poco. Cioè, adesso faccio proprio un esempio. Il primo lavoro che ho fatto in cui avevo le ferie pagate, tutto pagato, a un certo punto io avevo 3 settimane di ferie, ero a casa e mio papà mi fa: ma tu cosa fai a casa adesso? Beh, ho le ferie pagate. Beh, trovati qualcosa da fare, no? Cioè, questa era la modalità con cui si insegnava il lavoro una volta, perché se tu non avevi niente da fare, eri a far niente e quindi non valevi niente, il lavoro dettava il tuo valore. Oggi che detta il valore dei giovani è qualcos'altro. Si sa che i giovani, l'adolescente è imperscrutabile, giustamente parla un altro linguaggio dell'adulto e il nostro obiettivo come docenti è quello di fargli capire perché vogliono fare quel lavoro, e quindi l'obiettivo dei docenti che insegnano medicina probabilmente non sarà più quello di dirgli farà tanta fatica. Se la fatica c'è sempre e i giovani non sono sfaticati, ecco, questo non è vero, io questo voglio dirlo e voglio proprio che sia chiaro. I giovani non sono sfaticati, hanno bisogno semplicemente di un altro modo per entrare in modalità sì, voglio fare quel lavoro. Allora ti fermo un secondo, Marco Pesce, perché abbiamo Paola da Padova, se no non riesco a sentirla, è riuscita a chiamare. Prego Paola.
Sì, grazie, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti e tutti gli ascoltatori. Allora, io parlo ovviamente da paziente, però da persona che ha molte conoscenze, molti parenti tra i medici, e comunque penso che quello che dirò è notorio a tutti. Certo che mancano i medici, ma nelle strutture pubbliche, perché nel privato, qualsiasi sia la specialità, il giorno dopo, massimo proprio 48 ore, dopo 2 giorni hai la visita, naturalmente a pagamento. E questo pagamento, come ben si sa, le cifre sono astronomiche, perché andiamo da un minimo, proprio un minimo 130-140 euro ai 250-300 euro, che quello che però è più grave, che non sempre si ha la soddisfazione di avere una diagnosi o una soluzione, il più delle volte devi fare il giro delle 7 chiese. Questo è il vero dramma, cioè mi dispiace dirlo perché anch'io ricordo i grandi medici con la grande passione, però purtroppo adesso la grande passione sono i soldi. Un'altra cosa, se mi permetti, velocissima, volevo ricordare a tutti i laureati comunque, non solo i medici ovviamente, che certo che c'è impegno, però ringraziate Dio che perlomeno, non so l'Albania, non parlo, non conosco, parlo dell'Italia, l'80% delle spese universitarie la pagano i contribuenti, cioè noi non vediamo solo un'istruzione, vediamo un lavoro, cosa che non succede negli altri lavori, che ti devi, se vuoi un negozio, un'attività commerciale, ti devi pagare tutto. Perciò sì sacrificio, ma anche grazie ai contribuenti che vi danno questa grossa opportunità di crearvi un lavoro. Quindi nel pubblico mancano, ma non nel privato. Grazie mille per l'opportunità, un saluto a tutti. Grazie a te Paola, lo facciamo terminare Marco Pesce, se poi vuole commentare anche la telefonata di Paola, e poi andiamo anche dal dottor Adis Asani. Assolutamente, tocchiamo tanti temi diversi, però è sbagliato secondo me fare di tutta un'erba un fascio. Esistono quelle persone giovani, volenterose, che vogliono fare un lavoro perché gli piace e quindi si mettono e affrontano anche il problema, perché non è solo lo stipendio il problema, è vero, anche i clienti, i pazienti sono diventati a volte arroganti, eccetera, eccetera. Ci sono comunque giovani che vogliono farlo e che affrontano questi problemi, come ci sono i giovani che, come in tutti i lavori, lo fanno solo per i soldi. Quindi come dire, esiste la probabilità che noi andiamo da un medico pagando fior di quattrini e questo ci dica: signora, lei sta male e arrivederci e grazie, senza risolvere il problema. Dobbiamo, come dire, separare le due cose. È vero che in Italia si fa tanto per i giovani, è vero che l'Italia è un bellissimo paese, io parlo anche a fronte dell'istruzione. Noi siamo, anche se non ce lo diciamo, siamo tra i primi a offrire un'istruzione così elevata ai nostri giovani. A volte diciamo no, ma l'Italia, l'istruzione non funziona, la scuola non funziona, la sanità non funziona, ma voi sapete quanto abbiamo dalla sanità? È vero che paghiamo tante tasse, ma abbiamo anche tanto, ecco, dobbiamo dirlo. Dopo vogliamo entrare in tema politico, è un altro tema ancora, quindi cerchiamo di non fare di tutto un'erba un fascio, insomma, altrimenti... Nadia da Treviso, poi andiamo dal dottor Asani che commenta la telefonata di Paola. Vai Nadia! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao cara. Niente Mirella, io volevo dire in pubblico che sto attendendo da una richiesta volevo parlare prima col sindaco Marini perché ha avuto la mamma con la demenza, con l'Alzheimer, un aggravamento di fare una visita a mio marito geriatrico è da marzo che attendo. Non so se questo è velocità o... Ma perché volevi c'è chiederle al sindaco Marini, Nadia? Perché volevi chiedergli al sindaco che abbiamo avuto Marini? Perché ho sentito che aveva avuto la mamma con l'Alzheimer e tutto quanto. E anche questi procedimenti della Madonnina, andare a fare visite, insomma, quando che uno è aggravato
la malattia c'è. No, andare a fare la revisione ogni anno, non so quando ti chiamano. E bisogna aspettare anni. Perché io ho fatto la visita al 26 di febbraio, mi hanno richiesto una visita geriatrica che è dal 15 di marzo che l'ho prenotata e sto ancora attendendo che mi chiamino. Ma sei riuscita a prendere la linea allora? Dove? Prima che volevi parlare con Fabio? Sì, sono stata in attesa 12 minuti e poi ho messo giù perché dovevo andare... Non mi avevano passato la telefonata, non l'ho sentita. Vabbè, non importa. L'importante è andare avanti, Nadia. Allora, volevo dirti quando posso telefonarti che voglio parlare in privato. Certo, Nadia. Allora, guarda, ci sentiamo nel pomeriggio volentierissimo. Grazie. Va bene, grazie, arrivederci, scusa tanto. Vai tranquilla, sempre avanti, Nadia. Allora, quello che emerge è che, adesso lo sentiamo anche dal dottor Asani, sia da quello che dalla telefonata di Paola che dice nel privato i medici si trovano subito, mentre nel pubblico abbiamo delle liste d'attesa incredibili. Sono visite anche che costano tanto nel privato, però se uno sta male non può aspettare e riesce veramente a fare queste visite, ma quello che dice anche Nadia, se una persona sta male io sono sicura e sono certa che qualcuno deve intervenire perché le risposte devono arrivare, non c'è niente da fare, quando una persona sta male la risposta deve esserci assolutamente da parte della sanità pubblica. Prego, dottor Asani. Gentile Mirella, per questa cosa non solo in Italia ci sono problemi nelle strutture pubbliche, c'è il mondo che sta fragilando per questa cosa, perché in questo tempo mancano veramente i medici. È un paese come l'Italia con 70 milioni di abitanti, per me è normale ci sono dei problemi nelle strutture pubbliche perché mancano i medici, ci sono tanti pazienti, è normale per me perché anche nel Macedonia del Nord con 2 milioni di abitanti ci sono tanti problemi. Sì, però vedi Asani, il problema è che il cittadino, io parlo dell'Italia perché vivo in Italia, non solo non ha i medici, ma mancano gli insegnanti, mancano gli infermieri, manca tutto, manca personale nelle amministrazioni pubbliche. Capisce che facciamo fatica a capire cos'è successo, perché una volta eravamo in tanti, avevano meno strumenti per combattere e si riusciva a avere risposte specialmente quando stavi male. Adesso abbiamo tanto, siamo diminuiti come popolazione e non abbiamo più risposte, ma c'è 1 più 1 fa 2 Asani, c'è qualcuno che sta indirizzando nella sanità privata, questa è la realtà, che è cresciuta in maniera incredibile, anche se qualcuno dice di no, che c'è la convenzione, però purtroppo nel pubblico riesci a fare l'intervento, perché è là che lo fai nel pubblico, il grande intervento, non sicuro nel privato, però quando hai un dolore, qualcosa, se vuoi una visita devi andare dal privato perché le liste d'attesa sono lunghissime. Cos'è successo secondo lei, professor Pesce? Perché anche la scuola sta avendo dei grossi problemi, pensiamo solo agli insegnanti di sostegno, pensiamo ad esempio per le fragilità. Prego, professore. È notizia di forse neanche un anno fa che anche nelle amministrazioni pubbliche gli stipendi, adesso perché parliamo di stipendi, non è che parliamo di carezze e passione, gli stipendi sono inferiori che nel privato e quindi anche tante professioni pubbliche, anche chi va a fare le professioni pubbliche si pone la domanda: io perché devo fare 8 ore qua e prendere 1000 quando posso fare 8 ore dall'altra parte e prendere 1400? La domanda è sempre quella, cioè adesso non è brutto girarci intorno, cioè, l'obiettivo di qualsiasi persona è vivere bene, massimizzare fatica e profitto
e star bene con se stessi. In più sappiamo che abbiamo sempre meno giovani che lavorano, perché fisicamente ci sono meno giovani, ok? E più gente sta andando in pensione, e mi sembra che siamo lì per superare la quota pensionati lavoratori, no? Non so se siamo quasi a 40-60, ma non è che manca tantissimo. Quindi certo c'è meno forza lavoro, la poca forza lavoro che c'è ottimizza, e cosa gli diciamo, no? Vai a prendere metà dello stipendio, nessuno lo farebbe, e quelli che ottimizzano dove hanno più risorse, dove hanno più guadagno. Il privato offre di più, bene, il pubblico riesce a organizzarsi peggio, e ci sarà un'evoluzione dettata dal mercato. È brutto dire così, noi siamo in un, come dire, stato in cui il mercato è metà tutelato dallo Stato e metà tutelato dal mercato stesso. Ma però, professor Pesce, è mai possibile che noi ci ritroviamo a settembre, da un anno all'altro, con gli stessi problemi, con sempre i soliti numeri che mancano? Cioè, è possibile che qualcuno non pensa di iniziare la scuola in maniera diversa? Cioè, c'è qualche anello che poi veramente non lega? Perché non è possibile che noi ogni volta a settembre partiamo sempre con cosa? Insegnanti di sostegno che non ci sono, il ruolo che non si ricapisce. Cioè, capisce che i problemi sono sempre gli stessi e nessuno li risolve? Ma è mai possibile? A questi ragazzi, allora, che messaggio diamo? Certo, è possibile, io dico è possibile, perché se noi andiamo a guardare i programmi, okay, che ci presentano, non c'è il punto, okay, sistemare la didattica, non c'è il punto sistemare la pubblica amministrazione, non c'è il punto sanità, e quindi se non c'è il punto, viva Dio, come parti? Io che li ho votati non posso farmi dirmi no, ma non ha sistemato sta cosa qua. Insomma, è logico, no? Cioè, se il programma è salviamo il mondo, diventiamo la nazione più grande del mondo, non c'è scritto risolviamo il problema medici e insegnanti, non c'è. Non c'è. Allora andiamo a vedere anche questa foto del tiramisù, perché veramente dobbiamo vedere, anche perché fra poco ci sarà un'altra edizione del tiramisù. Guardate che bello. Ecco, allora la ricetta originale del tiramisù la diciamo, perché prima ho fatto inorridire Marco Pesce, perché ho detto panna, ma si è messo le mani così. No, mi sono perché noi abbiamo fatto il banco solidale, hanno messo la panna, non so, io non c'ero. Allora, ricetta originale. Allora, la ricetta di Treviso dice tuorlo, solo tuorlo, zucchero, mascarpone, cacao, caffè, savoiardi, basta. Non c'è albume, non c'è panna, non c'è gocce di cioccolato, non c'è il liquore, non ci sono le scaglie di cioccolato, le farfalline, eccetera, eccetera. Solo 6 ingredienti puri, sani. Insomma, questo è il tiramisù di Treviso che noi cerchiamo di spingere, perché Treviso è anche una bellissima bomboniera in cui questo tiramisù, questo prodotto è nato rotondo. Ecco, altra cosa interessante, le beccherie l'hanno creato rotondo perché volevano trasformare un dolce di casa nato in tazza, no? Dallo sbattodin, sbatto il tuorlo con lo zucchero, aggiungo un po' di caffè perché ce l'avevo nella moka, aggiungo un po' di formaggio, di mascarpone perché era lì, sbattodin, beccherie. Alba Campeol, grandissima persona, ha avuto l'intuizione di trasformarlo in un dolce da ristorazione. I dolci da ristorazione in quel tempo erano rotondi e quindi lei l'ha creato. La famosa torta. L'ha creato, non c'era il dolce impiattato. Sentiamo che va di moda se adesso. devo correre perché il tempo è tiranno. Sì. Se il dottor Addis Asani conosce il tiramisù. Dottore, conosce il tiramisù? L'ha mangiato? Sì. Le piace? Che ho mangiato. Sì, è molto. Mi sembra che è costituito per la prima volta nella Toscana, regione Toscana, se non sbaglio. Oddio, adesso dal Friuli passiamo alla Toscana. Ci sono delle storie contrarie, avverse, il Friuli, Treviso, anche Londra voleva la paternità del tiramisù qualche tempo fa. Ma invece il tiramisù è nato dove? Il tiramisù di Treviso è nato a Treviso. È nato a Treviso. Certo. Allora, dottor Asani, come ci saluta e cosa vuole dire? Come ultimo appello, ultimo messaggio. Prego, dottor Asani. Ultimo appello, dal mio appello è che
dobbiamo risolvere questo problema. Non dobbiamo discutere c'è problema, c'è qui, dobbiamo risolvere, dobbiamo lavorare di più, dobbiamo anche lo Stato debba lavorare per i medici e normalmente anche noi medici dobbiamo lavorare di più, dobbiamo risolvere il grande problema. Paola da Padova che prendete troppi soldi quando si fanno le visite specialmente private. Anche una volta se non vi sentite bene. Paola da Padova ha detto prima che prendete troppi soldi dalle visite private. Ecco, le visite costano troppo. Lei cosa dice, dottor Asani? Anche dove lei in Macedonia del Nord costano tanto le visite? Se un dottore va in un ospedale privato e prendono molto soldi, non è un problema dei dottori, è un problema dei ospedali privati, perché lui fa le regole, non si fa il dottore. Avete capito? Dottore, forse ci sono delle cose che non sappiamo bene. Anche una volta? Ho detto che forse non sappiamo tutto di quella che è la realtà poi finale. Mi scusi, non vi sentite bene? Ho detto che forse non sappiamo bene tutto come funziona anche il privato, forse è quello, ci manca qualche... Il dottore solo fa solo il suo lavoro e vado a casa. Prendi un stipendio dal privato, ma non prendono i soldi dal paziente. Grazie dottor Asani, devo chiudere perché devo far salutare anche Marco Pesce dicendo quando ci sarà questo Tiramisù Day. Allora, quest'anno noi partiamo già oggi alle 4 c'è il Tiramisù dei sindaci, quindi in Loggia dei Cavalieri 10 sindaci si sfideranno, tra cui anche Mario Conte che l'anno scorso è arrivato primo, si sfidano a chi farà il tiramisù più buono. Vedremo oggi chi vincerà. Domani invece parte la gara di solidarietà e del tiramisù. Quindi noi abbiamo 10.000 porzioni di tiramisù pronte, il ricavato andrà a Teleton, abbiamo 5.000 calici di prosecco di OCG, il ricavato andrà a Teleton e all'interno ci saranno gare di tiramisù, laboratori bambini, manifestazioni, eventi e tanta bellezza e grazie anche a Marco Pesce, docente e coorganizzatore del Tiramisù Day di Treviso. Adesso ricordiamo i nonni con queste poesie che dedicheremo a loro dopo aver letto anche la Costituzione italiana. Siccome in questa settimana abbiamo avuto la giornata dedicata ai nonni, abbiamo fatto gli auguri ma non gli abbiamo dedicato niente, allora io questo sabato, siccome è già passato, bisogna ricordarli anche dopo, non solo quel giorno, dedicherei queste poesie che ho trovato, perché sono poesie molto belle che rispecchiano quella che è la realtà di queste meravigliose persone che qualcuno ha ancora la fortuna di avere, qualcuno non se ne accorge neppure, eppure ci sono e dobbiamo sempre ringraziarli per quello che ci hanno fatto, per quello che ci hanno dato e per quello che ci hanno insegnato. Allora, io leggerei subito questa prima poesia molto bella, I nonni. Allora, eccola qua. Ci sono delle cose che solo i nonni sanno, sono storie lontane di quelle di quest'anno. Ci sono delle coccole che solo i nonni fanno, per loro tutti i giorni sono il tuo compleanno. Ci sono nonni e nonne che fretta mai non hanno, nonni e nipoti piano nel tempo insieme stanno. Questa bellissima poesia, però ce n'è un'altra filastrocca. C'è un amico assai speciale con cui gioco niente male, con lui scherzo, parlo, rido e felice a lui m'affido. Se ho i compiti da fare o se invece vo a giocare, non importa, sai perché? Lui è sempre accanto a me. Che sia giorno, notte o sera, tutti i nonni fanno primavera. Vediamo se ne trovo un'altra. Mi piace camminare con il nonno, i suoi passi sono brevi come i miei. Non dice ora sbrigati, si prende sempre il suo tempo. Maggior parte delle persone deve sbrigarsi, non si fermano e non vedono.
Sono contento che Dio abbia creato il nonno senza fretta e giovane come me. Queste poesie che ho letto questa mattina le dedico a tutti i scrigni meravigliosi che abbiamo ancora la fortuna di avere. Forse dobbiamo dedicare qualche attenzione in più, forse dobbiamo anche andarli a trovare. Se sono nelle RSA, oggi è sabato, domani è domenica, oltre alla spesa e allo shopping, magari un abbraccio, una carezza possiamo andarla a dare, e soprattutto anche a quelli che sono a casa da soli, che magari non sono i nonni ma si conoscono, sono i vicini di casa. Magari suonare un campanello e dire ciao penso costi veramente poco. Loro hanno solo bisogno di questo, non è che abbiano bisogno chissà di cosa, hanno bisogno di un ciao, di un abbraccio e di una parola. Detto questo, dovrei leggere anche qualcosa della Costituzione, questa Costituzione che mi ero fermata perché avevo dato precedenza al ricordo del Vajont, che poi riprenderemo naturalmente, però è giusto anche continuare a leggere questa Costituzione fatta dai padri costituenti, molto chiara e bella, che forse qualche politico dovrebbe riflettere prima di prendere qualche decisione. Allora, andiamo. Immigrazione, rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, difesa e forze armate, sicurezza dello Stato, armi, munizioni ed esplosivi, moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza, sistema valutario, sistema tributario e contabile dello Stato, armonizzazione dei bilanci pubblici, sentite questo, armonizzazione dei bilanci pubblici, perequazione delle risorse finanziarie, organi dello Stato e relative leggi elettorali, referendum statali, elezione del Parlamento europeo, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza ad esclusione della polizia amministrativa locale, perché quella fa parte del comune, cittadinanza, stato civile e anagrafi, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Questa la rilego. Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Norme generali sull'istruzione e previdenza sociale. Allora, questo che ho letto era la continuazione, che era molto importante che io rivedessi, che era l'articolo 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato. Avete capito l'importanza di quello che ho letto, perché sono norme scritte, però molte non vengono applicate, vengono dimenticate e noi ci ritroviamo a non avere questi diritti che sono scritti qui, ma che non ce li danno. Detto questo, vi auguro veramente un buon fine settimana. Mi dispiace per Marco Toresan che non ci sarà la passeggiata questa mattina a Silea. Le associazioni abbracciano le associazioni, avete visto che tempo, Marco era disperato ieri sera, però con questo tempo non si può neanche andare a visitare anche i Burci perché c'è un disastro dappertutto, tanta acqua, tanto fango, qualcuno dovrà riflettere. Grazie, buon fine settimana.